anche questa mattina con queste belle note, con questa bellissima musica dei solisti veneti, grazie al maestro Carella di essere sempre presente quando Mirella, anzi l'avrò anche ospite prossimamente per capire anche cos'è la cultura in Italia, cosa veramente può unire cultura, commercio, artigianato, cioè tutto assieme, cercare di fare questi tavoli molto importanti, sentendo più voci, rispettando il ruolo che ha ognuno. E invece non succede, sempre si litiga, sono il più forte, il più servile, quello che si inchina di più, ad amministratori oltretutto che sono pagati da noi, che non hanno neppure il rispetto, molti, non tutti, ma di ascoltarti, che copiano quello che fai, questi assessori che delle volte non riesci a capire dove vogliono andare a parare, arroganti, prepotenti, come se avessero loro il mondo in mano. Non tutti sto parlando, ma di quelli veramente che fanno del male alle persone, che invece cercano di fare, cercano di aiutare, senza anche chiedere niente. Capite che bisogna anche iniziare a parlare. Ne parleremo questa mattina con Nicoletta Piovesan, Presidente Associazione Veneto Imprese Unite. Grazie Presidente di essere qui, veramente grazie. Saluto grazie, anche Mirella. Alessandro Lantieri del Rotary di Verona, del Garda, grazie anche a lei veramente Lantieri di essere qui per capire questa associazione così importante che aiuta tantissime persone, ecco, che parla col buon senso, che cerca anche di dialogare con le altre realtà. E saluto anche Sergio Furlan, Castaldo, Fameia, Zatter, Menadas. Grazie anche a Sergio Furlan. Ieri ti ho pensato, Sergio, perché ero in Val di Resia con i miei diversamente giovani. Ecco, abbiamo visto questo museo dell'Arrotino, anzi inviterei anche Lantieri ad andare a visitare questo meraviglioso posto che abbiamo, ma veramente perché le origini, le radici, le tradizioni, anche con pochi giovani ma saldamente in mano, perché ci credono. Io sono rimasta sbalordita, li ho intervistati, li farò venire in trasmissione, perché il mondo non gira, come ho detto solo all'inizio, gira anche da un'altra parte, con persone per bene che amano le tradizioni. Allora inizierei proprio da Nicoletta Piovesan. Allora Nicoletta, cosa ci vuoi dire? Tante battaglie, la guerra è lunga, ma prima o poi qualcosa succederà, ecco, col dialogo, perché le guerre di solito terminano col dialogo. Cosa ci vuoi raccontare? Cosa stai facendo di bello? Cosa vi racconto? Vi racconto che intanto cosa abbiamo fatto, perché siamo sempre in movimento e sempre molto attivi, anche se ultimamente, diciamo così, poco nominati e poco gratificati, ma questo non cambia. Stiamo portando avanti abbiamo fatto delle collaborazioni per sostenere per esempio il Tiramisù Day, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. Abbiamo aiutato anche l'Alzheimer Fest, perché a noi piace fare commercio, sociale, cultura, insomma pensando che Treviso sia, come dovrebbe essere in tutte le altre città, una comunità unica, ognuno con le sue sfumature, mettendo in risalto sempre tutti, come hai detto te giustamente, ognuno con i suoi ruoli e ognuno con le sue priorità. Ultimamente abbiamo protocollato quel famoso documento dove chiedevamo alcune, chiamiamole così, agevolazioni, dei punti di riflessione che secondo noi potevano aiutare il commercio. Abbiamo ricevuto un gran numero di adesioni, siamo arrivati a oltre 250 firme di attività commerciali del centro storico, ma sono 250, io definisco timbri, perché noi abbiamo raccolto timbro e firma dell'attività commerciale, che poi in realtà ne rappresentano molto di più, perché ci sono delle società dove hanno un unico timbro ma in realtà hanno magari 5-6 attività commerciali in centro storico. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che le idee sono così piaciute che le associazioni istituzionali ci hanno preso spunto e le stanno portando avanti. Con orgoglio da parte nostra, perché le idee sono nostre, sono protocollate. Quando un protocollo è scritto, da là non si scappa, non è una parola detta al bar, chi l'ha detta, ma con un po' di, mettiamola così, rammarico, ecco, che non ci hanno interpellato sul proseguio di queste idee, perché abbiamo messo lì degli spunti che avevano degli sviluppi.
E quindi veder chiedere, per esempio, ho letto giusto stamattina 2 righe su un quotidiano online dove viene chiesto il parcheggio gratuito, che era una delle proposte che avevamo fatto noi per agevolare il commercio nei pomeriggi. Avevamo individuato 3 pomeriggi la settimana, 2 ore, come era già stato fatto anni scorsi, diciamo. E adesso viene proposto dalle associazioni istituzionali, che dovrebbero avere un quadro più ampio e più concreto della situazione, e qui delude molto invece il fatto reale, che lo chiedono dal 15 novembre. Ecco, la nostra idea era quella di aiutare il commercio, le attività produttive in generale di Treviso, dando la gratuità nei momenti, chiamiamoli bui del commercio. Di certo adesso avremo la grandissima mostra del Goldin, che non ha bisogno sicuramente della gratuità dei parcheggi nelle fasce orarie di museo aperto. La nostra intenzione era quella di portare e favorire l'afflusso di possibili clienti nel centro storico nei periodi quelli meno frequentati, tipo non so, settembre-ottobre, che ormai sono andati, ma magari poteva essere pensando al periodo saldi. Allora sì, è aiutare il commercio, perché se nel periodo saldi ho 2 ore al pomeriggio di gratuità, la gente è più incentivata magari a venire in centro. Adesso un sacco di buone cose. Abbiamo chiesto anche al Comune che si facesse carico quest'anno delle luminarie di Natale in maniera totale, perché i negozi sono in difficoltà, i negozi tantissimi chiusi, ne chiudono 5, ne apre 1, non bilancia sicuramente la percentuale delle chiusure e le aperture, e poi speriamo che rimangano aperti per più di un anno, perché abbiamo visto gli ultimi periodi restano aperti veramente pochissimo queste nuove attività. Perché si immagina comunque il centro storico di anni fa, non è così. Bisogna farlo, bisogna incrementarlo, bisogna aiutarlo questo commercio, perché torni ad essere rifiorente come anni fa. Allora sentiamo anche cosa ne pensa, e ringrazio veramente di essere qui, come ripeto, Alessandro Lanteri, questo Rotary così importante a Verona, ma non solo, che forse ecco, non è un'associazione, una fondazione d'élite, ma è un'associazione e una fondazione che aiuta molto la solidarietà. Ecco, bisogna spiegarlo, perché ecco, si è evoluto il Rotary, ha capito l'importanza in questo momento così difficile per tante persone di puntare sul sociale, di essere veramente un faro per qualcuno con l'aiuto che danno. E cosa ne pensa di quello che ha detto Nicoletta Piovesana Anteri? Perché si fa così fatica a fare squadra tra commercianti, tra artigiani, tra associazioni, tra fondazioni? Prego. Allora, apprezzo quello che ha detto Nicoletta, che è sicuramente interessantissimo per quanto riguarda lo sviluppo del centro storico della sua città. Però queste grandi iniziative tipo i Goldin, tipo altre che vengono fatte, devono essere comunicate anche a livello internazionale, e quindi noi stiamo spingendo proprio per portare sui prodotti locali, parlo dal nostro punto di vista di Verona, della bottiglia di vino, per non parlare di tutti gli altri prodotti che abbiamo, dove a una bottiglia si deve aggiungere un libro. Il libro della Capitolare, il libro della biblioteca più antica del mondo, il libro dell'Arena, il libro... Cioè devono essere, la cultura deve essere comunicata a livello locale, vissuta a livello locale, ma soprattutto comunicata anche a livello internazionale. Per fare questo il Rotary quest'anno ha cambiato veramente pelle e ha detto: noi finora abbiamo finanziato nei limiti delle nostre possibilità le varie iniziative che venivano attivate a livello locale, ma adesso abbiamo detto a tutte le associazioni che hanno lavorato con noi: ci mettiamo assieme a lavorare per fare fundraising, quindi vogliamo raccogliere fondi dalle imprese e dalle famiglie per promuovere le attività che voi fate, e abbiamo fatto un corso da 5 giornate che affrontava il fundraising in tutti i suoi aspetti, anche in quello fiscale con le detrazioni possibili, e abbiamo noi un piccolo club, uno dei 100 club del distretto nord-est,
abbiamo raccolto l'adesione di 20 associazioni di volontariato locale e abbiamo quindi iniziato un percorso che affronta temi che a supporto della disabilità, del carcere, del Parco dell'Adige, del Monte Baldo, della musica, di Shakespeare, della cultura, del cinema, dell'alimentazione equilibrata. Tutti temi importantissimi per noi e per le associazioni di volontariato e per la cittadinanza che attraverso questa comunicazione diventa protagonista dei suoi temi. Penso che se volete più approfondimenti sono a vostra Dottor disposizione. Lanteri, intanto la ringrazio per quello che ha detto. Io sono ancora sconvolta e non mi passerà certamente sapendo la possibilità che abbiamo nel territorio di aiutare le persone, proprio come dice Lanteri, con le associazioni di volontariato, facendo squadra, di quello che è successo a Verona, Lanteri. Proprio non mi do pace. Non mi do pace perché? Perché avremmo potuto evitarlo. Proprio come dice lei, col dialogo, cercando di far capire che ci sono delle persone che devono essere supportate, perché non sanno neppure cos'è un libro, non sanno magari neppure leggere o scrivere nella maniera corretta, non sanno cos'è un giorno di vacanza, diventano folli. Nel momento che diventano folli sono pericolosissimi, perché tu come fai? Devi capire vicino ai folli di mettere delle persone che sanno trattare i folli, che sanno trattare la mente umana. Invece, vede Lanteri, il problema è che abbiamo perso 3 carabinieri, 3 persone che non c'entravano niente, che hanno fatto soltanto il loro dovere, perché qualcuno non ha capito l'importanza della professionalità. Ogni cosa va fatta con persone preparate, con persone che sanno parlare, che sanno spiegare, ma vale per tutto, dottor Lanteri, vale anche per la politica. Io dico sempre in questa trasmissione che le segreterie del partito devono capire che noi abbiamo bisogno di meritocrazia, di persone preparate. Abbiamo un paese che sta arrancando, non è che vada così tutto bene come ce la fanno vedere i numeri, sono numeri, lei ne sa qualcosa, Lanteri. Ecco, noi abbiamo le difficoltà e grazie proprio al mondo del volontariato che anche durante la pandemia ha sorretto la politica, ha cercato di dare aiuto anche agli ultimi, quelli che non riuscivano neppure a uscire a fare la spesa, erano terrorizzati, ammalati, siamo stati colpiti. Hanno ancora penalizzato di più, ecco, questo associazionismo, ecco, aumentando quella che è, ecco, la responsabilità dei presidenti. Capisce Lanteri che non ci sto, che dobbiamo iniziare a dialogare? Adesso siamo noi che abbiamo il coltello dalla parte del manico, perché di promesse ce ne arrivano, però andiamo a vedere anche i nomi di chi prometterà, chi saranno gli eletti, se avranno avuto la meritocrazia e l'opportunità di dire io ho fatto veramente qualcosa per voi. Io dico sempre, guardateli bene, capite chi sono e a me cosa ha portato questo politico, cosa ha dato, cosa mi propone, perché veramente io rappresento più di 100 associazioni, col villaggio delle associazioni abbiamo fatto questo bellissimo villaggio proprio per capire e far capire che non c'è l'ascolto a chi di dovere. Io ho persone diversamente giovani, Lanteri, che chiamano qui in trasmissione, che hanno ancora voglia di vivere. Una persona di 90 anni ha detto mi sembra di vivere nel terzo mondo, forse là stanno meglio, non vedo nessuno, non sento nessuno, nessuno mi dà una telefonata, viene a trovarmi, ma cos'è? Non riesco neppure a sopravvivere con la pensione che ho, sono completamente abbandonata, ma non una, Lanteri, tante. Allora volevo leggere queste 2 righe molto belle che mi ha portato il mio amico Lorenzetto sabato. La farfalla Macaone. Non uccidetemi, adesso sono un parassita, ma quando diventerò una farfalla andrò ad impollinare i fiori. Io penso che parole più belle, Nicoletta, non potevo sentire da questo uomo che sta cercando invece anche coi suoi nipotini di far capire la bellezza della natura, della musica, dell'arte, della cultura, insegnando a questi nipotini quello che di bello c'è nel territorio in cui si vive. Però vedo molto poco aiuto di questa
di queste persone che stanno come Nicoletta cercando anche di contribuire. No, perché hai la visibilità tu, no, non può essere. Io devo andare con i forti, con i potenti, quelli che magari non hanno neppure idee, ma hanno la poltrona. Perché in Italia conta la poltrona, anche se la poltrona è pagata da noi poi, e non abbiamo neppure il coraggio, molti di noi, di salutarli, vuoi fermarli, per carità, l'onorevole, il senatore vuol dire anche a servo, oltretutto. Capisce Lanteri che loro ci giocano su questo, loro ci giocano molto. Sentiamo cosa ne pensa Sergio Furlan, Castaldo, Famiglia Satter. Furlan, cosa dici? Tanta fatica per le tradizioni? Questi musei, come ho visto ieri, anche questo museo dell'Arrotino, delle tradizioni, ecco, io sto cercando di supportarli, vado di persona a trovarli, a vedere cosa fare, perché veramente giovani che suonano, vedrete, vi farò vedere, che hanno le radici nel territorio. Io ho detto a questo ragazzo, Fulà, ma come fai a vivere qui? Scusami, c'è un ragazzo della tua età sperso nelle montagne, ecco, vicino al Monte Cani, un monte altissimo, che ti soffocano, dove c'è quasi niente, e lui mi ha risposto: ma noi non ci annoiamo perché siamo sempre impegnati. Ma pensate che bella questa frase. Furlan. Innanzitutto un saluto a te Mirella e un saluto agli ospiti e ai telespettatori. Niente, come ero stato in trasmissione da te e ti dicevo, bisogna cominciare a rallentare un po', bisogna rimettere in ordine un po' le cose. Parlavi appunto anche le associazioni, sì, ognuno tira acqua per il proprio mulino, ci sta, però bisogna comunicare di più, parlare di più e dopo definire sempre bene le cose, perché alle volte ci si ferma o ci sofferma in cose non dette, cose dette a metà. Invece bisogna avere il coraggio di comunicare, di parlare e di spiegare anche alle persone, le associazioni che fatica fanno anche per rimanere in piedi e tra mille anche burocrazie o anche semplicemente tanta gente che non fa più parte o non vuole far parte delle associazioni. Sì, ognuno ha una vita propria, una vita privata, questo ci sta, però insomma diciamo che alla fine il tema è sempre la comunicazione. Bisogna proprio portare a un livello superiore la comunicazione. Non voglio essere ripetitivo, però purtroppo anche adesso nella società è più chiusa, ci si parla poco, anche nei paesi quando si va in giro non si vede nessuno, tutti chiusi in se stessi e questo non porta bene, ecco. Ti ringrazio Furlan, ieri ti ho pensato nel momento che sono passata anche sul Tagliamento, questo fiume bellissimo, sotto che scorre sotto, sopra c'è il deserto. Io ho pensato a te, pensare che bello, ho detto, mettere assieme tante associazioni che si occupano di questo, con le loro tradizioni, le usanze di una volta, far vedere che il mondo cambia. Sono convinta che oltre al Goldin, che è un fenomeno, riusciremo anche noi a portare le persone. Sono convinta che sono cose che ancora attirano. Io quando faccio vedere i video che tu mi mandi, io vedo e sento le telefonate da casa che mi ringraziano, e tu lo sai, che ti supportano, che dicono andate avanti, ma che bello, ma cosa ho visto. Forse dobbiamo fare più squadra, come dici tu, dialogare di più, mettere assieme tante realtà, perché solo la squadra è vincente. Non è che sia vincente Nicoletta, Furlan, Lanteri, Mirella, è la squadra che diventa vincente, e più la squadra è forte, più tu hai la forza di contrapporti. Guardate, io lo dico sempre, Lanteri, quando hanno scioperato e sono scesi nelle piazze gli agricoltori con i loro mezzi, avete visto com'è cambiata la politica? Hanno preso subito paura e hanno iniziato a dialogare. Perché? Perché i numeri fanno paura. Cosa dice Lanteri? Ecco, mi aggancio a quello che diceva prima l'ospite. Il fundraising, a mio avviso, cambia veramente in positivo tutto quello che abbiamo detto. E cioè, fino a ieri, se tu avevi bisogno di sostenere un'associazione di volontariato, qualunque iniziativa, andavi a chiedere all'amico politico, all'amico del Rotary, all'amico, se ti dava 4 soldi. E se eri amico, te li dava. Ma non interessava quello che volevi fare.
Adesso invece il Rotary ha detto mettiamoci assieme e andiamo verso la popolazione, comunichiamo alla popolazione quello che vogliamo fare e se la popolazione lo capisce bene e siamo stati bravi nel comunicarlo, ci versa dei soldi e a questa raccolta fondi si agganciano anche le fondazioni delle banche e delle assicurazioni che molto spesso raddoppiano la raccolta perché capiscono che hai fatto un'azione verso i cittadini. Quindi questo è veramente un cambiare lo stile di portare avanti i valori del territorio. Molto chiaro, grazie Lanteri. Abbiamo Rinaldo da Venezia, apriamo il centralino, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Associazioni che serviva a parlare voi altri. Sono tutte associazioni di merito, brave, perfette, ma il problema dei giovani e degli italiani, che chi è un giovane va a lavorare, ha tutta la vita, 1.200 euro al mese, per tutta la vita, che vita fa? Da morto da fame tutta la vita, che sbocchia. Ma di cosa si può dire parlare di questo decreto? Ti ciapa 1.300, 1.400 anche ai lavori pericolosi. Ne 800 di affitto, non nasce fiori, ma bisogna dare la possibilità, farsi case, acquisire stipendi, bisogna il carniere sulla frutta e verdura, anche sul mangiare. Una volta che era il carniere, e banane, quando era dello Stato, e costava 750 lire al chilo, e non ne aveva nessuno, e tutti la mangiava. Adesso vi vende, a parte quello, è latte e il pan 6 euro, 7 euro, possiamo dire una testa. E dopo parliamo che la gente è cosa? E la gente non ha più soldi, non ha scherza, perché se non ti pagano a qualche carta amministrativa non ti fa niente, che ti abito fiori. E 1.500 euro al mese, e la moglie, ma dai, se non devo parlare. Io sto dentro perché tira 15.000 euro al mese, i parlamentari e cresce la pensione 2 euro, io ha da vergognarsi. Grazie Rinaldo, grazie, fammi andare avanti, andiamo a vedere questo documentario Zattieri e poi lo commentiamo anche con i nostri ospiti. La vita scorre sull'acqua. Per secoli le acque, siano esse dei fiumi o dei mari, apparentemente elemento di divisione, sono invece state le principali vie di comunicazione che hanno favorito scambi e commerci. La storia dell'umanità ce lo insegna. I fiumi, da tempi lontanissimi, sono stati utilizzati per il trasporto di merci d'ogni tipo, compreso il legname utilizzato per scopi civili e militari. Lo sfruttamento delle nostre foreste è conosciuto fin dai tempi dei Greci e degli antichi Romani. Furono i dendrofori romani i precursori degli zattieri, di cui si ha testimonianza fin dai primissimi secoli d.C. Lungo il fiume Piave sono stati trovati alcuni cippi riconducibili all'attività dei dendrofori, ed in particolare uno a Belluno, dedicato a Marco Carminio Pudente, capo del Collegio dei Dendrofori, risalente al 200 d.C. Già in quell'epoca il legname veniva trasportato in questo modo fino ad Altino, porto romano sulla laguna. La necessità di sfuggire ai saccheggi che nell'Alto Medioevo si ripetevano ai danni delle popolazioni locali hanno portato queste a riparare tra le isolette della laguna, utilizzando quindi l'acqua come elemento difensivo. È iniziata così un'immensa opera di palificazione, sulla quale sarebbe stata fondata nel corso dei secoli la splendida ed unica città edificata interamente sul mare, Venezia.
esigenze civili e per quelle navali del Serenissima, fu straordinario l'impiego delle risorse forestali del Bellunese, dando sviluppo ad un'economia articolata lungo l'asse fluviale del Piave, dal disbosco alla lavorazione del legname, al trasporto dello stesso lungo le vie dell'acqua. Abbiamo la nostra Sandra da Padova, vai Sandra! Ciao Mirella, bellissimo il video, bellissimo, bello, complimenti. Volevo dire una cosa Mirella, gli argomenti sono tanti e tutti validi, tutti che fanno capire l'importanza della cultura, della musica, e ha ragione. Io ho sempre sentito, e te lo dico per esperienza, io lo sai, ho un'età, e i Rotary, i Lions, tutti questi club erano visti come i club dei signori, e te lo dico veramente. Io ho avuto modo però anni fa di essere invitata da un nostro amico e devo dire che è tutta un'altra cosa. Mirella ha ragione, fanno questo, fanno quell'altro e purtroppo non c'è l'informazione. È chiaro che l'informazione, la pubblicità, tutte queste cose hanno un costo, lo sai anche te Mirella, che sia un cartello stradale, che sia un'indicazione, qualsiasi cosa che pubblicizzi anche un articolo domestico, ci vogliono i soldi e giustamente di soldi in questo periodo ce ne sono pochi, però bisogna ringraziare queste persone come la signora. Il centro storico di Padova, Mirella, dica che venga a Padova, perché si sta svuotando di quello che era la nostra cultura. I negozi vecchi sono spariti, un po' perché i figli non vogliono più continuare e hanno altre strade da intraprendere, e ci sono talmente tante cose Mirella, e per fortuna ci sono queste persone, io vi vedo sempre, che riescono almeno in una piccolissima parte a dare un contributo in quello che è la società, perché la società siamo noi, siamo una società per azioni e noi siamo gli azionisti. Vi saluto, voglio trattenere. Grazie cara Sandra. Grazie cara Sandra, grazie. Nicoletta, come commenti le parole di Sandra? Anche Padova si sta spopolando, ma penso tutte le città. Una riflessione più che attuale che altro, la signora ha centrato il tutto. Teniamo presente che le associazioni più produttive sono quelle che lo fanno a titolo gratuito, perché ci mettiamo veramente il cuore. Noi, ognuno di noi, io rappresento Veneto Imprese Unite, ha un suo lavoro, quindi lo facciamo con del tempo dedicato e probabilmente questo fa la differenza. Non dobbiamo essere a servizio di nessun altro se non del commercio. Quindi quando proponiamo qualcosa lo facciamo esclusivamente pensando al commercio, non ostacolando quello e i diritti e tutto quello che ci può essere di doveri anche per esempio dei residenti di Treviso, quindi non chiederemo mai un spostami, toglimi i parcheggi, pensiamo anche al resto di comunità che vive Treviso, non solo le attività produttive. Però proprio quello che mi fa pensare e mi ha fatto riflettere molto in questi periodi è il fatto che noi che lo facciamo gratuitamente lo facciamo con una certa qualità. Cerchiamo di raggiungere i nostri obiettivi e sono obiettivi importanti che poi vediamo che le associazioni invece che lo fanno per lavoro, dove sono stipendiati, ci copiano, e il fatto di copiarci ci rende veramente orgogliosi, perché non sicuramente nessuno viene a copiare una cosa dipinto, brutta fatta male, ma copiano la Gioconda, no? Quindi con questo principio grande detto da mia suocera, mi dice sempre: se ti copiano vuol dire che sei la Gioconda del momento. Però mi chiedo, queste associazioni che lo fanno per lavoro e quindi dovrebbero avere più tempo dedicato e più pensieri mirati, perché non sanno fare qualcos'altro in di più? Noi ci aspettiamo che le associazioni istituzionali facciano qualcosa di più di quello che è il nostro semplice pensiero da volontariato. Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella. Buongiorno.
era un bel pezzo che non ti sentivo per problemi di salute. Volevo collegarmi al ragionamento che ha fatto il signor Rinaldo e mi pare la Paola di Padova. Allora, io anche qui purtroppo a Mestre, sai benissimo che la Sandra, grazie. E sai benissimo che purtroppo i piccoli commercianti, i piccoli proprietari, ormai Mestre si sta svuotendo ed è tristezza perché chiaramente c'era un rapporto umano, c'era un dialogo eccetera. Per quanto riguarda, e questo fa male agli abitanti veneziani, diciamo di terraferma e non veneziani, perché io non sono una che fa selezioni eccetera, però io mi domando come mai non si dà un supporto a questi piccoli proprietari, cioè che sono costretti a chiudere. C'è chi, vabbè, il figlio non vuol proseguire, però io parlando con dei giovani, noto che i giovani sono veramente alla frutta e ti dicono: signora, purtroppo chi ha dei titoli adeguati, eccetera, se ne vanno all'estero. E questa è una tristezza. Cioè Venezia ormai è Mestre, terraferma. Io vedo che Treviso è organizzata in modo migliore. Sarà che i miei originari trevigiani magari vede in modo diverso. Però i volontari delle varie associazioni non si conoscono fra di loro, Mirella. E questo è molto triste. Io quando ho bisogno di qualcosa devo girare come una trottola per andare all'ospedale, perché le gambe mie ormai mi stanno un po' così, però non sono tragica, non mi piace piangermi addosso e vado avanti come un treno per le forze che ho. Però mi piacerebbe che queste associazioni facessero gruppo, nient'altro. E per quanto riguarda questi piccoli proprietari che se ne stanno andando e prende e piega, purtroppo, vuoi per bene, vuoi non lo so, purtroppo i negozi sono questi immigranti che cercano di buttarsi anche loro nel commercio, però non è più la Mestre di una volta. Avevamo meno, ma c'erano rapporti umani, e con questo chiudo. Grazie cara Lorenza, mi ha fatto veramente piacere sentirti. Adesso però dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Alla data evocativa del 3 agosto 1492, cioè il giorno in cui Cristoforo Colombo salpò verso le Americhe, veniva sottoscritto dal doge Agostino Barbarigo lo statuto della scuola degli zattieri per la regolamentazione della navigazione delle zattere lungo il Piave. Ciò avvenne solo qualche anno dopo l'ideazione della sega alla veneziana da parte di Leonardo da Vinci. Un'innovazione che si diffuse ovunque, dando impulso alle nascenti segherie, così come quelle sorte in buon numero negli anni a venire, anche tra il territorio longaronese e Perarolo. Fa pensare come questo tipo di sega si sia mantenuto pressoché inalterato fin quasi ai giorni nostri. Erano 5 le fraglie o fratellanze di zattieri che con una sorta di staffetta avevano il compito di condurre a Venezia le grandi zattere cariche di legname lavorato, ma anche di altro materiale e prodotti della montagna. Codissago, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave, Falzena Ervesa, Ponte di Piave. Il disbosco ed il trasporto a valle dei tronchi è avvenuto per secoli con metodologie imparagonabili a quelle moderne, con solo immaginabili fatiche e sacrifici. A ragione di ciò impressionano certi numeri, come i 300.000 tronchi che venivano immessi in acqua sul Piave ogni anno a monte di Perarolo, con l'apporto anche dei vari affluenti quali il Padola, l'Ansiei, il Boite. I Menadas provvedevano a farli fluitare in modo regolare. Lungo i torrenti impervi dell'alta montagna si costruivano le stue,
con cui realizzare delle piene artificiali per facilitare il deflusso dei tronchi, i quali venivano poi fermati più a valle dai cidoli. Questi impedivano che una piena improvvisa potesse trascinarli via. Allora, dottor Lanteri, cosa dice il nostro Sergio Furlan, ecco, che sta cercando in tutte le maniere di mantenere queste tradizioni, di far capire cos'è la storia, le radici della storia, perché c'è Venezia? Prego, dottor Lanteri. Devo solo farti i complimenti per questi inserti culturali, sono fantastici. Continua su questa strada e vedrai che la tua trasmissione avrà un successo mondiale, perché veramente sia la musica iniziale sia questa sull'acqua sono cose fantastiche. Come dicevo prima, noi in questa aggregazione di associazioni per il Parco dell'Adige abbiamo aggregato i giovani del CNJ, degli scout, quindi. Ma questi giovani hanno appena costituito una molto forte sezione nautica. Quindi i giovani si stanno interessando delle nostre acque e della necessità che queste siano sempre più pulite e sempre più operative. No, perché la storia parla di questi temi. Bellissima la trasmissione, l'inserto che hai fatto sui tronchi, parliamo della baia, parliamo di tutto quello che c'è stato, i veneziani cosa hanno fatto con i tronchi per la costruzione delle navi e via. Però sono temi bellissimi, però dobbiamo prendere l'abitudine di coinvolgere i giovani su queste tematiche. I giovani sono molto sensibili alla storia, alla cultura e alla natura. Quindi queste tematiche sono per loro veramente importanti. Consiglio un po' di rivedere queste trasmissioni e inserire dentro giovani testimoni. Vede, dottor Lanteri, io l'ho invitata non a caso assieme a Furlan e a Nicoletta Piovesan, perché c'è sempre il filo di Arianna che unisce. Noi per fare questo abbiamo bisogno di supporto, Furlan ha bisogno di supporto per coinvolgere i giovani. Ad esempio quei giovani sopra le righe che veramente si divertono a calpestare quello che è anche il loro territorio con atti di vandalismo, con brutte azioni. Li mettiamo sopra le zattere di Furlan. Facciamo provare, visto che vogliono emozioni forti, per quello ho detto che il mio progetto sarà proprio quello, e lei, dottor Lanteri, mi dovrà dare una mano con i Rotary, io ne conosco altri, per cercare di far capire l'importanza di sostenere anche questi musei, queste opere d'arte che li vediamo ancora grazie a questi uomini. Dobbiamo supportarli, Lanteri. Furlan da solo non ce la può fare, loro stanno cercando ma sono isolati, e sa perché? Perché la politica sta andando da un'altra parte, la storia, i nostri, quando dicono poi i nostri, dico guarda che quello che ho aiutato è uno dei tuoi, guarda che è uno dei tuoi, che tu dici i nostri. Cosa sono i nostri nel 2025? Furlan? Mi senti, Furlan? Anche noi, eccolo qua. Come associazione internazionale, lei parlava dei giovani, di metterli in zattera. Come associazione internazionale è stato avviato un progetto dove i giovani vanno nel bosco insieme a forestali o cosa, e c'è praticamente dal taglio dell'albero al trasporto fino al fiume, alla costruzione della zattera, e poi fanno il viaggio. È già stato fatto 2 volte, è una cosa molto interessante, vedo che c'è la partecipazione dei giovani e bisogna continuare su questa strada. Fermo, Mirella, Furlan, bisognerebbe farli salire sulle zattere. Furlan, fermati, per cortesia, puoi ripetere le parole magiche che hai detto? I giovani sono coinvolti, vengono, anzi quasi quasi li intrighiamo con questa bellissima attività, o sbaglio? Beh sì, è stato fatto questo progetto nelle 2 volte che è stato fatto in Spagna, è stato fatto quest'anno e in Germania l'anno scorso, e c'è stata molti sono venuti e comunque è stata una bellissima esperienza, anche perché poi i ragazzi lì vivono nel bosco, cioè non vanno in albergo alla sera a dormire o a casa, è stato proprio fatto un camp dove loro dormivano in tenda, si alzavano la mattina, facevano colazione assieme, andavano nel bosco con i preposti, stati scelti i tronchi, sono stati trasportati fino al fiume
è stata assemblata la zattera e poi hanno fatto il viaggio, un bellissimo viaggio. È stato fatto 2 volte questa cosa e adesso lo si ripeterà ancora. È un bel progetto e si è visto che insomma la partecipazione c'è e i giovani ci sono, anche perché io dico una cosa, noi eravamo abituati a vedere, è come i bambini vedono gli adulti fare delle cose in automatico, loro lo fanno. No, non è che noi non facciamo, ma rispetto a una volta, secondo me, i ragazzi vanno guidati un po' di più. Se loro ci vedono che noi facciamo bene, ci comportiamo bene, io credo, insomma, anche guardandosi in giro, sì, è più facile vedere magari le malefatte di certi, però se guardiamo bene, noi che lavoriamo anche tanto con le scuole che vengono qui al museo, anche venerdì è venuta una bella scolaresca, 45 ragazzi della 4ª elementare, ho visto tutti i giovani comportarsi bene, ascoltare, insomma ce n'è di volontà, è solo che bisogna fare un ulteriore sforzo, lavorare il doppio rispetto Grande a prima. Furlan, andiamo a vedere anche il terzo documentario che mi ha mandato, devo correre purtroppo che il tempo è tiranno, ma devo sentire anche gli altri ospiti, andiamo a vedere. Furlan, devi scrivere. Nel caso del fiume Piave erano gli abitanti di Codissago ad occuparsi della costruzione delle zattere, con le quali i tronchi lavorati nelle segherie venivano poi condotti fino alla laguna veneta. Non senza aver prima pagato dazio in vari punti, come a Borgo Piave, a favore del vescovo di Belluno, o al castello di Quero. I luoghi più importanti di approvvigionamento del legname erano la foresta dei maestosi abeti di Somadida, in località San Marco, nel territorio di Auronzo di Cadore, il famoso Bosco d'Areme, rappresentato dalle foreste di Faggio del Cansiglio, e il Bosco di Roveri del Montello. In media ogni anno giungevano a Venezia circa 3.000 zattere. Verso la fine del Settecento, la città poteva contare su una quantità di legname annuale pari a 350.000 tronchi. Lo splendore della Serenissima poggia proprio sull'immenso tesoro, disceso dalle foreste dolomitiche fino alla laguna, lungo le vie dell'acqua. Il documento più antico che testimonia questa attività da parte della gente di Codissago porta la data del 1512 e parla di un certo Alexandro Olivier. Le zattere classiche avevano una lunghezza di 21 metri per 4,20 di larghezza, con un peso di 20 tonnellate. Erano divise in vari settori secondo le diverse utilità, ed oltre al legname trasportavano pietra lavorata, come quella sfornata dalle cave di Castellavazzo e Codissago, o ancora mole di arenaria, carbone, i chiodi della Valle di Zoldo e tant'altro. Costruire le zattere era un'attività ad alta specializzazione, diremmo un'arte, inserita all'interno di un'economia interdipendente. Zattere e zattieri, menadas, boscaioli, segantini, accomunati da una vita davvero dura, strappata alla montagna con straordinaria forza e coraggio. Coraggio che non poteva certo mancare nel condurre le zattere tra rapide, speroni rocciosi, secche ghiaiose ed insidie d'ogni tipo evitate a colpi di remo, senza contare l'imprevedibilità del tempo. Allora io chiederei al dottor Lanteri come ci vuole salutare, cosa vuole dire a questo uomo, a questi volontari che stanno cercando proprio di trasmettere a questi ragazzi che se li prendi per mano ti accompagnano nel percorso, vogliono essere intrigati. Prego Lanteri. Se mi mandi la registrazione di questa trasmissione io la mando a tutti i rotariani. Ah, c'è sul cellulare questa sera Lanteri, no? Su YouTube la trova, non c'è, provo stasera o domani mattina?
Benissimo, e poi i contatti con le varie persone che abbiamo sentito sono essenziali, perché sull'Adige possibile che i ragazzi vanno con i gommoni e non con le zattere. E come mai? No, abbiamo la storia del Martino Martini che è andato in Cina nel 600 e che racconta di come sull'Adige i buoi trascinavano le barche verso il nord, no? E quindi c'è tutta un'attività da riscoprire nella storia del nostro territorio. Grazie per questa giornata che è stata per me molto interessante. Ecco, casomai veramente prossimamente sentiremo anche Furlan, se ha intenzione anche di proseguire questo percorso molto importante che sta facendo, questo progetto. Abbiamo sentito la Spagna, abbiamo sentito la Germania. Scusa Furlan, l'Italia è lunga, è stretta ma è lunga. Cioè, ci vuoi dire da dove partirete con questo progetto? Chi parteciperà a questo progetto? Ecco, la comunicazione da chi sarà fatta? No, perché veramente c'è una cosa talmente bella quella che stai cercando di portare avanti. Io spero, siccome che adesso cambia regione, cambia tutto, adesso non so cosa che succederà, vedremo prossimamente su questi schermi. Ecco, cosa ti aspetti? Ecco, questo progetto dove lo presenterai, con chi? Prego. Sì, no, questo progetto è un progetto che è partito appunto dall'associazione internazionale, dove siamo 12 paesi e 49 associazioni. Adesso, se non sbaglio, il prossimo anno mi pare che è in Lettonia, anzi sì, è in Lettonia, e poi mi pare che ci sarà Romania e Praga. Sarebbe bello in questo tempo di riuscirlo a portare qua. Questo è un obiettivo che sarebbe bello riuscire a fare, portare appunto avanti questo progetto e riuscirlo a farlo qua chiediamo anche a Rotary di darti una mano, Furlan. Chiediamo anche al dottor Lanteri, visto ecco l'importanza del Rotary a livello culturale, anche come dice a livello di immagine, perché sai, alla politica ci vuole anche l'immagine, sì, ci vogliono i soldi, vogliono le immagini, vogliono le idee per dirti sì, cioè gli altri devono dare, poi loro magari mettono il sì. Hai capito? Perciò chiederemo anche al dottor Lanteri, visto che è veramente rimasto impressionato da questi video, di aiutarti, di fare portavoce per noi. Grazie veramente Furlan, ci sentiamo presto, grazie. Nicoletta Piovesan, come ci saluti? Cosa vuoi dire a Lanteri, a Furlan? Allora, intanto ringrazio tantissimo dei bellissimi video, mi accodo ai commenti positivi e ai complimenti che hai ricevuto, perché veramente sono molto belli e interessanti. Invito anche gli altri presenti oggi in trasmissione a contattarci, magari, perché anche a Treviso abbiamo un sacco di acque, quindi il Sile magari potrebbe prestarsi per creare delle esperienze molto simili. Il Piave soprattutto, sì, Fiume del Sacro alla Patria, ne abbiamo di posti. In Sile trasportavano frumenti e mangimi vari verso Venezia e viceversa, quindi un po' di storia ce l'abbiamo anche noi da poter riprendere e sfruttare. Io volevo salutarvi solo con un piccolo ricordo, ecco, che il 16 di novembre ci sarà una corsa passeggiata, chiamiamola come vogliamo perché è aperta a tutti, a chi è allenato e chi no, chi vuol venire anche col tacco alto va bene lo stesso, basta partecipare. È la We Run for Women, che con la Polizia di Stato, che è l'organo preposto a promuovere, diciamo così, e ideare, e la questora è stata in prima persona l'ideatrice di questa passeggiata corsa con Treviso Atletica, ed è appunto, partirà da Piazza dei Signori alla mattina alle 10 ed è per sensibilizzare ovviamente sulla violenza contro le donne, invitando a partecipare soprattutto gli uomini, perché le corse in rosa vanno benissimo, ma siccome la violenza sulle donne viene fatta principalmente dagli uomini, ci saranno un sacco di uomini iscritti e spero di vedere tanti uomini a sostenere questa iniziativa che, come tante altre, vuole sensibilizzare, però più
più siamo meglio è, come si suol Ricordiamo dire. la data un'altra volta. Il 16 novembre, trovate tutto per iscrivervi. Io dico noi perché anche Veneto Imprese Unite ha voluto con alcuni negozianti dare una mano, e quindi in alcuni negozi trovate le locandine, diciamo, per le iscrizioni, ed esserci insomma in questa cosa che fa sempre bene a tutti. Io vi ringrazio sempre per questa ospitalità fantastica e questa opportunità che date a Veneto Imprese Unite, al commercio, a tutte le associazioni, per avere un po' di voce su questo, soprattutto in questo momento dove cercano di farci tacere. Quindi grazie, un saluto a tutti. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Non mancano racconti di terribili e fatali incidenti. Nonostante questo, era un'attività che presentava un certo fascino. È proprio in onore di quegli uomini e per non disperdere la memoria della loro storia millenaria che la comunità di Codissago ha ricostituito nel dicembre 1982 la famiglia di Zattere Menadas della Piave. Con regole gestionali ben precise, nel rispetto della tradizione storica, la famiglia ha svolto da allora una fervida attività formale e pratica, con iniziative volte al recupero del patrimonio storico, sublimate nella realizzazione del Museo degli Zattieri del Piave a Codissago, o nelle molte rievocazioni, con il presupposto di dover imparare a costruire le zattere proprio come quelle dei padri, con le stesse tecniche materiali e con le quali ridiscendere ancora la Piave, come è avvenuto per secoli fino alla prima parte del Novecento. Negli anni l'attività dell'associazione si è sviluppata, gettando le basi per una ricerca sul trasporto via fiume in diversi luoghi d'Europa e poi ancora nel mondo intero. La famiglia si è resa protagonista di significative esperienze sulle zattere lungo diversi fiumi d'oltre confine, consolidando una fratellanza con le altre associazioni continentali, ognuna delle quali porta in dote la propria tradizione secolare. Orgogliosamente, la famiglia degli Zattieri e Menadas della Piave, assieme ad altre 7 associazioni europee, ha avviato uno statuto internazionale che comprende ad oggi 41 associazioni di tutto il mondo. Oltre ad aver partecipato a tutte le assemblee ed incontri fin dal lontano 1986, la famiglia ha organizzato l'Assemblea internazionale del 2005 e lo straordinario 21° incontro internazionale tra agosto e settembre 2018, che ha visto la partecipazione di 150 zattieri di tutta Europa. I vari gruppi, riuniti nel centro di Longarone, hanno dato vita ad una vivace sfilata conclusasi con la Santa Messa nella chiesa del Michelucci, uno dei monumenti alla memoria della tragedia del Vajont.
Forse qualche politico veneto, oltre ad andare politico veneto, andare a Pontida, dovrebbe andare anche a Codissago, dico io, non si sa mai che magari nasca un'unione molto forte. Grazie Presidente Patrizia Volpato, veramente grazie. Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica, sono molto contenta di averla ospite e di sentire, ecco, l'importanza di fare squadra, di portare anche quella goccia famosa nell'oceano per far capire l'importanza anche di queste malattie, ecco, di essere supportati del mondo del volontariato che ce la sta mettendo tutta, ma mi sembra che ultimamente, ecco, con la responsabilità che è cresciuta ulteriormente per i presidenti del mondo del volontariato, non sia così facile. No. Saluto anche Leo Bassi, manager sportivo, parleremo anche con lui di sport, ma soprattutto anche di socializzare, di fare, abbiamo visto queste immagini, Bassi, veramente belle, ho visto che eri veramente meravigliato e stupito. Facevano anche sport questi, oltre a portare questo legname, era uno sport veramente importante. E saluto anche l'avvocato Isabella Pavanetto, grazie avvocato di essere qui anche lei per capire invece l'importanza anche di capire cosa sta succedendo al terzo settore e soprattutto l'importanza di creare delle associazioni di volontariato per supportare i più fragili, cosa che lei sta facendo anche con un'associazione che adesso spiegherà Isabella Pavanetto. Partirei proprio dall'avvocato Pavanetto. Cosa sta succedendo, avvocato? Possibile che non si rendano conto che se il Paese rimane ancora in piedi è merito del volontariato, dell'associazionismo, così fortemente penalizzato? Anche in questi giorni abbiamo sentito tutte le nuove norme del terzo settore. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, grazie per l'invito. Quanto al terzo settore si potrebbe dire tanto in realtà, no? Del suo funzionamento e della sua importanza. Quello che mi ha colpito e che sta accadendo ultimamente sicuramente è anche tutto quello che a livello politico si sta cercando di fare per il terzo settore, ma che in realtà non si riesce mai a fare. Mi ha colpito recentemente, leggevo che al Consiglio dei Ministri hanno discusso ulteriormente nella manovra finanziaria del terzo settore e hanno parlato dell'importanza del 5 per 1000 dei contributi al terzo settore, quindi a queste associazioni che hanno bisogno di un contributo da parte di... Si è bloccato? Si è bloccato, allora andiamo dalla Presidente Patrizia Volpato in attesa di ripristinare il collegamento, ecco, che capiamo anche cos'è questa Lega Italiana Fibrosi Cistica. Prego Presidente. Allora, la Lega Italiana Fibrosi Cistica è nata 55 anni fa, festeggeremo l'anno prossimo i 55 anni di attività. Pensate. A fianco del Centro per la cura della fibrosi cistica di Verona. In questi 55 anni abbiamo contribuito sicuramente a fianco alle aziende sanitarie a rendere questo centro il più grande centro d'Italia ed Europa. Sono seguiti 830 pazienti, 400 veneti, i restanti vengono da fuori regione. Come abbiamo dato questo contributo? Finanziando borse di studio, attrezzature, medici, infermieri, fisioterapisti, personale amministrativo. 21 anni fa abbiamo fatto un accordo con la provincia di Treviso che ha consentito la start-up di un servizio che inizialmente avrebbe dovuto essere un ambulatorio dedicato ai bambini, perché come genitori era pesante alzarsi alle 5 di mattina per essere alle 7:30 a Verona, quando la situazione di nostro figlio era stabile. Bisognava fare peso, altezza e un prelievo per vedere che batteri c'erano in gola dei nostri ragazzi. Abbiamo chiesto prima ad un medico, che voglio ricordare, il dottor De Zan, pediatra della pediatria di Treviso, che per un interesse personale si occupava già di fibrosi cistica, aveva fatto un corso all'ospedale di Verona, e non sapevamo come partire, e voglio ricordare qui una persona straordinaria che non c'è più, avrebbe 95 anni, il cavalier Elvio Zanatta, che è stato uno dei fondatori dell'associazione. Ed è giusto ricordare. Esatto. E lui mi ha detto, quando sono diventata responsabile del comitato di Treviso: Patrizia, qua bisogna andare da Zaia, perché la provincia di Treviso si è sempre distinta fin dalle origini, dalla nascita del centro regionale di cura della fibrosi cistica di Verona, per il proprio contributo all'epoca politico.
Avete capito come funziona? Avete capito? L'ha detto proprio molto molto chiaramente. È ritornata l'avvocato Pavanetto. Avvocato, eccola qua. Ecco, si era interrotta, ma adesso riprendiamo, e ringrazio anche la Presidente Volpato per far capire l'importanza di questa parola politica. Da là si parte, non c'è niente da fare, la stanza dei bottoni ci sono loro, non c'è niente da dire. Prego, avvocato. Sì, mi ricollego a quello che diceva la Presidente Volpago in merito, insomma, alla necessità di ragionare sempre in termini politici. È la politica che purtroppo tira le fila e discute anche del terzo settore, e recentemente appunto nella manovra finanziaria si è deciso di spostare ulteriormente il limite del 5 per 1000, innalzandolo, diciamo così, per quelle che sono le associazioni facenti parte del terzo settore. Parliamo di uno spostamento che per quanto si parli di milioni comunque è minimo, perché hanno varato lo spostamento dai 525 ai 615 circa milioni. Però ci si dimentica che le associazioni facenti parte del terzo settore si battono da moltissimo perché questo tetto venga del tutto abbattuto, in modo che non ci sia un limite da parte del cittadino a fornire, ove possibile, insomma, e finanziare, ove il cittadino se la senta, tutte le associazioni che rispondono effettivamente alle esigenze della popolazione e dei cittadini direttamente. Quindi vediamo come la politica anche in questo caso sta cercando tuttora, insomma, un po' di entrare più o meno pesantemente su quello che è il terzo settore che però, non dobbiamo dimenticarcelo, è un settore complementare, lo dice la Corte Costituzionale, non lo dice nessun altro, rispetto agli altri due settori, quindi settore principale, quello statale, e quello delle imprese, quindi non dobbiamo dimenticarci la sua funzione complementare, ecco. Grazie avvocato. Leo Bassi, allora, manager sportivo, una persona che è nel pezzo da tanti anni, che sta cercando anche lui di portare il suo contributo e far capire l'importanza degli sponsor, soprattutto questi sponsor, e sul volontariato anche, ma soprattutto far capire che bisogna supportarli in questa maniera, queste realtà. Prego Bassi. Ma allora, a proposito di quello che diceva l'avvocato, mi è venuto in mente che all'interno della riforma dello sport, che è un prodotto circa del ancora governo Conte, il ministro era Vincenzo Spadafora, si è cercato di dare una normativa anche al mondo del volontariato, tanto per capirci, i volontari nello sport, nell'attività sportiva, nelle società, molto semplicemente sono quelli che aprono gli spogliatoi, sono quelli che portano i ragazzini con i pullman e li vanno a prendere a casa, li portano all'attività. Anziché incentivare questa attività, che è sempre stata gratuita, no, abbiamo cercato di giuridificarla, cioè di dare sempre regole per cui non ci si può spostare più da, per dire, Treviso a Silea, perché si va oltre il tot chilometraggio. Quindi si è cercato, anziché aiutare, anziché capire il senso di questa attività, sostanzialmente la si è limitata a proposito di volontariato. Quindi c'è qualcosa che non funziona nel tentativo dello Stato di controllare tutto. Ormai noi viviamo anche nello sport in un mondo in cui è tutto proibito, tranne quello che non è proibito. Quindi si cerca sempre più di porre limiti, mentre l'attività sportiva dovrebbe essere la più spontanea che esiste. Però Bassi, finalmente, diciamo, nel 2024 lo sport è stato inserito nella Costituzione, ma alla fine io vorrei capire quello che è scritto nella Costituzione alla realtà di quello che potrebbe e dovrebbe diventare. Mi sembra che siamo lontani anni luce, mi sembra che lo sport sia, o attività anche motoria, dovrebbe essere fatta dai specialisti, questo bambino dovrebbe crescere automaticamente con queste discipline sportive, con questi educatori, con questi professionisti, perché io ho i pediatri che sono molto preoccupati, l'abbiamo sentito anche a livello nazionale, dell'obesità dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. Pure mi sembra che qualcuno senta ma non ascolti, che è diverso, è tutta un'altra cosa. Noi invece abbiamo bisogno di premere l'acceleratore perché questi bambini stanno crescendo e non devo essere fortunata a incontrare Bassi o Volpato o l'avvocato Pavanetto, ma devono avere quello che gli aspetta di diritto, crescere bene. Prego Bassi. Io cito un dato, assolutamente concordo al 100% su quello che è l'argomento di oggi. Allora, prima di tutto l'inserimento dello sport nella Costituzione c'è un ritardo di 75 anni. Va bene, quindi non è che l'hanno fatto e che bravi che siamo, no, che quanto poco bravi siamo stati prima a non averlo fatto. Un dato
dà un'idea. Allora, all'interno del PNRR, bene, sono 224 miliardi, la percentuale che è stata destinata dalla politica, quindi dallo Stato, per l'attività non sportiva ma l'attività fisica all'interno delle scuole italiane è lo 0,4%. Quindi stiamo parlando di 900 milioni su 224 miliardi. Allora, che cosa servono questi soldi? Dovrebbero servire alla riqualificazione e ristrutturazione delle palestre e degli spazi pubblici per lo sport. In Italia ci sono 25.000 palestre, 13.000 scuole non hanno una palestra, 25.000 scuole, 13.000 non hanno una palestra. Cosa facciamo con 900 milioni diviso 13.000? Forse riusciamo a imbiancare uno spogliatoio. Questa è, al di là dell'inserimento assolutamente necessario dello sport nella Costituzione, grande ritardo, questo è il risultato vero, questo è l'interesse e questo è l'approccio culturale alla problematica dello sport, che non è un problema di sport, perché se i ragazzi diventano obesi perché non hanno una palestra dove farlo, è un problema della sanità. Non è un problema, è un problema dell'educazione e della sanità pubblica che paghiamo tutti. Infatti io mi ricordo il già sindaco di San Fior che ha detto: io ad esempio nel mio comune non ho una palestra, e sì che se vi sia San Vendemiano mi sembra che sia anche a poca distanza, perché in effetti è fondamentale quello che sto dicendo, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, non c'è niente da fare. Presidente Volpato, spieghiamo anche cos'è la fibrosi cistica, perché si sente la parola ma delle volte non si conosce il significato. Sì, è Prego. poco conosciuta, devo dire. Allora, la fibrosi cistica è una malattia genetica, vuol dire che si nasce con questa malattia che potrà evidenziarsi subito in maniera drammatica oppure evidenziarsi progressivamente negli anni. È una malattia multiorgano, colpisce in maniera importante prevalentemente i polmoni e l'apparato digerente, pancreas, fegato e intestino. Questa malattia è dovuta a un gene che non funziona bene. Un malato di fibrosi cistica nasce quando entrambi i genitori trasmettono il gene malato al proprio figlio. I genitori sono portatori sani, hanno solamente un gene di questa malattia che in loro non dà nessun tipo di sintomo o manifestazione della malattia, perché ce ne vogliono due. Una coppia di portatori sani ha una probabilità su 4 di avere un figlio ammalato di fibrosi cistica. E una cosa vorrei sottolineare: i portatori sani della fibrosi cistica sono tanti, perché sono 1 ogni 27-30 persone in Italia. Numeri importanti. Numeri importanti. Mi è capitato di partecipare a degli eventi dove partecipavano circa un centinaio di persone in età da far figli, e io ho detto: guardate, qua siete in 100 di persone che, siccome fate parte di un'organizzazione, si frequentano probabilmente tra di voi, ci sono anche coppie, guardatevi e pensate che qua dentro in 4, esclusa la sottoscritta, potreste essere statisticamente portatori sani di fibrosi cistica. È un'incidenza piuttosto elevata, devo dire. Sa, Presidente, che se io non la invito, io queste cose non le sapevo. No, io. Cioè, perché quando il problema non ti tocca, non sai, non riusciamo ad avere quell'informazione corretta che invece dovremmo avere. Perché lei sta parlando di numeri veramente importanti. Ma io penso che anche a casa, ascoltando quello che ha detto lei, molte persone finalmente hanno capito cos'è la fibrosi cistica. Sì, ma che noi facciamo, cioè la parola la diciamo, però io dico sempre: spieghiamo anche. E dove devono essere spiegate queste cose? A chi devo rivolgermi? Abbiamo Nadia, se no mi cade la linea. Vai Nadia a Treviso, poi continuiamo. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere un'informazione. Ieri ho letto che chi usufruisce, che ha la 104, invalidi che hanno la legge 104, hanno la possibilità di cambiare gli elettrodomestici avendo un contributo. Però io avrei bisogno di cambiare un congelatore. Da chi mi rivolgo per sapere se ho diritto o no? Che non so dove andare. Se potresti magari informarti da qualcuno di parte, non so.
Grazie, arrivederci. Guarda, intanto abbiamo un avvocato, perciò se chiediamo a lei queste informazioni semplici, però che, come dice Nadia, poi racconterò anche alla Presidente Volpato cosa è successo qui proprio dove è seduta adesso la Presidente con una mamma con un bambino autistico, per capire l'importanza di fare squadra. Avvocato, ha sentito cosa ha chiesto Nadia? Ho sentito poco perché mi si è momentaneamente scollegata la connessione, quindi vi chiedo di riassumermi. Praticamente lei avrebbe la possibilità, usufruendo della legge 104, di cambiare gli elettrodomestici, di avere il contributo, però non sa come fare a chi rivolgersi. C'è un tetto ISEE. Ok, allora il primo passaggio sicuramente è sentire un centro, un CAF, ove possibile, ove insomma è vicino a Nadia a livello territoriale, quindi sentire se c'è questo servizio, appunto approcciarsi al CAF di riferimento. Diciamo che in realtà anche a livello del comune dovrebbero esserci tutta una serie di agevolazioni che devono essere a disposizione del cittadino a mezzo degli sportelli che gratuitamente tutti i comuni vanno ad attivare, normalmente dovrebbero attivare, oppure il passaggio, senza spaventarsi ovviamente, è sentire sempre gli assistenti sociali del comune di riferimento, spendere una telefonata nei loro confronti e chiedere che tipo di strumenti ci sono attualmente a disposizione. Dobbiamo considerare che in base alle necessità poi del singolo cittadino ci sono tutto un ventaglio di possibilità che possono essere effettivamente applicate al caso di specie, ecco. Quindi questo è il mio consiglio. Ecco, vede il problema qual è, Avvocato Pavanetto? Lei lo sa, come quello che succede in questa trasmissione è che le famiglie, specialmente queste persone molto fragili, sono lasciate molto sole perché non c'è il punto di riferimento. Noi abbiamo creato appunto questo villaggio delle associazioni, fanno parte più di 120 associazioni, proprio per dare quelle risposte a quelle persone che non sanno a chi rivolgersi, tipo quella mamma di questo bambino autistico che ha detto: quando è stata diagnosticata questa malattia a mio figlio, io non avevo nessun punto di riferimento, non sapevo a chi rivolgermi, dove andare, cosa fare. Questo bambino è cresciuto specialmente nella solitudine più totale, non riusciva neppure a fare un compleanno con gli amici, perché nessuno partecipava a questo compleanno, neppure gli amici della scuola, i suoi compagni, finché questa mamma si è stancata e ha deciso di divulgarlo in rete, ha deciso di andare in un parco a festeggiare questo compleanno e il parco si è riempito. Però questa mamma è venuta qui in questa trasmissione e ha detto: io devo conoscere le associazioni, sapere che punto di riferimento posso avere per poi ripartire, non è possibile essere lasciati completamente soli. Per questo io, Presidente, invito tutte le associazioni qui, tutte, non ne scarto, dalle più grandi alle più piccole. Il problema è che non ci conosciamo neppure tra di noi, non riusciamo a fare squadra, non riusciamo a metterci in rete per capire chi siamo, come possiamo aiutare e come arrivare a queste persone veramente sole e fragili. Abbiamo sentito quella famiglia, sono morti tutti e tre, mamma e due fratelli annegati nel Sile. Ecco, abbiamo sentito Verona, questi tre fratelli fuori di testa, di tutto e di più. Perché? Perché non ci danno la possibilità di aiutare, non conosciamo. Come facciamo ad andare a aiutare se non conosciamo? Allora qualcuno dice: Presidente Volpato, ma noi non possiamo farlo perché c'è la privacy, questo mi dicono alcuni assessori, altri assessori mi dicono no, basta metterci attorno un tavolo e si trova, altri sindaci mi dicono no, ma abbiamo tutto sotto controllo, un piccolo paese. Poi dico: guarda che mi ha chiamato questo del tuo paese, è meglio che vai a trovarlo perché è completamente solo e abbandonato. Ecco, questa volontà di fare rete, Presidente Volpato, doveva pure iniziare a farla. Chi siamo? Cosa facciamo? Perché se tutti facciamo tutto, borsa della spesa, aiuto, telefono, poi troviamo questi risultati. Prego, Presidente Volpato. È molto difficile fare rete con le altre associazioni. La prima cosa è, secondo me, che siamo talmente presi, potrei dire venetamente infognati nell'attività, perché il mondo del volontariato comunque sta patendo una mancanza di soci, persone che si dedicano. È molto più facile in questo momento storico che ti diano i 10 euro piuttosto che ti dedichino la mezza giornata, e quando tu sei completamente preso dalle
attività, dai problemi, dal RUNTS, ecco, il nuovo registro unico del terzo settore che prevede delle conoscenze anche legislative. Io non capisco, allora, penso di essere una persona piuttosto formata, io non capisco quello che leggo nelle carte che mi manda il RUNTS. Noi si è perso quel volontariato che nasceva dalla pancia e che ti dice guarda, io ci sono, dimmi cosa devo fare, perché adesso devo dire, se trovo qualcuno che mi dice guarda io ci sono magari mezza giornata all'anno e mi dice dimmi cosa devo fare, devo capire allora cosa gli posso fare come diceva lei prima, ci stanno sempre più imbrigliando e ho avuto una giovane mamma del Veronese che mi ha detto ma cavoli, se devo stare attenta a tutte queste robe, e allora... Anche no. Sì. A me l'ha detto una volontaria di 80 anni, se devo fare lo stage per dare la borsa della spesa, anche no ormai, Sì, capisci che c'è qualcosa che non va, ma dobbiamo parlarne, però, è Presidente. Giusto, posso dire, è giusto che ci siano delle norme alle quali bisogna attenersi, perché allora, io come responsabile rispondo di quello che succede nella mia associazione, e avere un pacchetto di regole che mi dice guarda questo non si fa, questo si fa, però un pacchetto di regole anche di buon senso, non così strettamente vincolanti, perché il volontariato non nasce da persone, non nasce da persone che hanno formazione culturale, legislativa, amministrativa, da commercialista. Nasce da persone che hanno voglia di mettersi in gioco per migliorare la situazione di persone che sono fragili e dare un aiuto a queste persone. Abbiamo Silvana da Roncade, poi andiamo da Leo Bassi. Vai Silvana. Sì, ma non so se mi capisce così tanto, perché ho un telefono. Eccola là. Vai Silvana, vai cara. E il telefono non va bene, mi chiamano qualcuno giù, per me il telefono è come qualcosa di... perché sono solo 6 anni, il telefono è una cosa per me la salvaguarda. Vai Silvana, poi ti chiamo, ti dico io cosa facciamo. Vai, lascia il tuo numero di telefono per piacere, perché ho già capito. Allora, quando io vi dico che a questi diversamente giovani che ci hanno fatto diventare grandi, come dice la Presidente Volpato, senza tante norme, casini che adesso ci mettono, scusate il termine, ma è così, perché io tutte le mattine ho queste telefonate, quando ho finito devo richiamare queste persone, chiamare il sindaco, chiamare l'assessore e dire guarda che questa persona deve andare a vedere perché va aiutata. Avete sentito cosa ha detto Silvana? Sono sola, non ce la faccio, non so, perché non sanno neppure adoperare questi strumenti. Hanno dato la carta di credito il giorno dopo che adoperavano i contanti da una vita. Cioè, non funziona più così, ve lo dico io, non funziona più. Leo Bassi. No, io sono senza parole quando sento queste cose, perché tra l'altro volontariato, che cosa vuol dire la parola? Cioè, l'etimologia della parola, io voglio aiutare. No, perché tu, Stato, mi impedisci di aiutare o mi crei un sacco di regole? Adesso il volontariato nello sport lo fanno per il 90% i pensionati. Sono persone che non sanno, hanno il tempo libero e allora vanno a tagliare l'erba, fanno tutte queste attività che altrimenti costerebbero un sacco di soldi. No, allora sì, perché creano un problema al volontario, perché non ha più voglio dire, l'interesse a farlo, perché deve mettere una fattura. Siamo arrivati a questo punto, deve mettere una fattura per la sua attività. Ma come? Io lo faccio gratis, non voglio mettere una fattura, io non voglio soldi dall'associazione. È un problema all'associazione sportiva, perché le crea naturalmente un'attività burocratica che le piccole società non sono in grado di sostenere. Ciò detto, qual era poi l'altro tema? È che della solitudine di questi diversamente giovani. Sentivo prima della mamma di questo bambino autistico. Io non ho naturalmente la sfera di cristallo di dire si rivolga lì. Dico una cosa, se non sa a chi rivolgersi, si rivolga a un'associazione sportiva, per non rimanere sola. Sicuramente non resta sola, nel senso che troverà qualcuno che l'ascolta, perché il senso di chi fa sport in comunità è esattamente questo: non ti lascio per conto tuo, mi occupo del tuo caso,
qualunque associazione sportiva che faccia attività di rugby, perché è nello spirito stesso del fare sport sostenersi. Senti Leo Bassi, tu eri presente quando al Sant'Artemio all'Ippodromo, anzi ieri hanno detto che veramente c'è stata una manifestazione molto bella, poi sentiremo dagli addetti ai lavori la fatica che abbiamo fatto a far comprendere ai sindaci, che erano tutti presenti, ti ricordi quella volta, l'importanza di unire le forze, di fare squadra. Guardate, è stata, ecco, adesso Bassi ve la spiegherà, il risultato è stato che poi ogni sindaco ha preso quello che gli piaceva di più e se l'è fatto in casa propria per avere la visibilità. Tanto è vero che Sport Senza Barriere è diventato uno strumento per molti sindaci. Prima l'hanno copiato, come ha detto Nicoletta Piovesà, e poi l'hanno fatto nel loro territorio. Vai. È stato un bellissimo evento, successivo a una bruttissima riunione. Devo dire veramente, ma sì, non so, poco senso della collettività, poco senso di cosa facciamo assieme e tantissima impreparazione, perché tu non puoi fare l'assessore allo sport se lo sport non l'hai fatto mai e non te ne puoi occupare, non te ne devi occupare, perché tu non è che tu sei inutile, tu proprio crei un danno, perché se tu non capisci il senso del fare le cose assieme e non per un tuo interesse personale o per fare comizio elettorale, vuol dire che tu sei nel posto sbagliato. Ti ricordi che parlavamo anche di ragazzi sopra le righe per cercare di fare squadra, per risolvere un po' tutti assieme questo problema che poi si è ingigantito? Mirella aveva ragione quel giorno, ti ricordi che ho detto state attenti perché guardate questi ragazzini alzeranno l'asticella e non li controllerete più, gliel'avevo detto ed è successo. Prego Bassi. Ma noi abbiamo visto cosa è successo il 12 settembre scorso a Murano. Fermo, guardiamo il servizio, perché bisogna vedere questo servizio. Andiamo a Murano. Sono indignato per quello che è successo lo scorso 12 settembre a Murano, dove 14 ragazzini fra gli 11 e i 13 anni sono stati bloccati dalla polizia e identificati per aver giocato a calcio in un cortile. Disturbo della quiete pubblica, questa è la motivazione ufficiale. Tutti i ragazzini fermati, pallone requisito, 50 euro di multa a ciascuno e genitori convocati in caserma per la consegna del verbale. Sono indignato da uomo di sport, ma sono indignato prima di tutto da cittadino. Si dice che i ragazzi stanno sempre sul cellulare, che non riescono a comunicare, che non stanno mai assieme. Bene, noi quando giocano a calcio cosa facciamo? Li multiamo. Se questa è la società che abbiamo creato, noi adulti abbiamo un grande problema. Venezia. I ragazzi che giocano a pallone sono vita. Si dice che la città sta morendo, si sta desertificando. Fino a quando ci sono ragazzi che giocano a calcio avremo vita, e quando non ci saranno più, che la città sarà morta. Una volta si giocava a calcio negli oratori, ma non parliamo di 50 anni fa, parliamo di 10 anni fa. Si giocava negli oratori che non esistono quasi più. Spazi pubblici, per carità, non se ne parli, anche per evitare il rischio di camminare sopra siringhe o sopra vetri rotti. Uno di quei politici che sanno tutto ha avuto la bellissima idea, ha detto: ma perché questi ragazzi non vanno a giocare nelle scuole calcio? Certo, e come no? E le scuole calcio, ma lui, questo signore, lo sa che le scuole calcio costano 800, anche 1000 euro all'anno? Non tutte le famiglie se lo possono permettere. A parte scuola calcio, bruttissimo nome, ma perché un ragazzino, un bambino di 8 anni deve uscire da una scuola all'1 e alle 2:30 deve entrare in un'altra scuola? Non può andare a giocare a calcio normalissimamente come hanno fatto tutte le generazioni del nostro benedetto paese? I due nemici sono la burocrazia da una parte e l'approccio inesistente a questo tipo di problemi da parte della politica. Allora dovete sapere che il regolamento comunale di Murano prevede che in alcuni campielli si possa giocare ma soltanto fino agli 11 anni. Molto bene, allora cosa succede? Che 10 ragazzi, 10 bambini si preparano per fare la partita 5 contro 5, ma se uno di loro ha 12 anni la partita non si può fare.
folle, pazzesco. Complimenti per la flessibilità comunque di chi ha firmato questa ordinanza. Io voglio sapere il nome e il cognome di questa persona, perché sono certo che questa persona un figlio non ce l'ha. E che da noi, nel nostro paese, si vuole normare tutto. Bisogna giuridificare la società. Ormai praticamente è tutto proibito, tranne quelle poche cose che non lo sono. Andiamo al secondo problema. All'interno del PNRR, 224 miliardi, sapete qual è la quota che è destinata all'attività giovanile e all'attività fisica? Lo 0,4%. Quindi 900 milioni sono destinati alla riqualificazione e ristrutturazione di impianti sportivi, palestre, scuole o ambienti pubblici. In Italia ci sono 25.000 scuole, 13.000 di queste scuole non hanno una palestra. Secondo voi, e vorrei la vostra opinione, con 900 milioni cosa vogliamo fare? Dividiamo 900 milioni diviso 13.000 e vediamo che forse si riesce a ristrutturare uno spogliatoio. Quindi c'è molto da indignarsi, ma poco da meravigliarsi. A proposito, i 50 euro della sanzione su cui pende un ricorso dei genitori verranno restituiti o no? L'assessora di riferimento ha dichiarato recentemente in RAI che per la cancellazione della sanzione ci vorrà una delibera del Consiglio Comunale. Allora io le do un consiglio, assessora, alzi la mano, si comporti come gli sportivi, ammetta che è stato fatto un errore, è stata commessa un'ingiustizia. Forse in questo caso si salverà in corner. Allora, avvocato Pavanetto, come commenta queste parole del nostro Leo Bassi, questo manager che sta cercando di riportare al buonsenso chi si occupa anche di sport giovanile, questi bambini che giocavano, ecco, ma non sapevano neppure, poveretti, giocavano e basta su questo campetto. Prego, avvocato. Beh, intanto è veramente stato molto chiaro il video che ho appena visto e fa capire quelli che sono i meccanismi della burocrazia e come spesso tante volte si prendono delle scelte che non sono nell'interesse dei cittadini e della popolazione. Mi è venuto in mente un passaggio di una convenzione dei diritti del fanciullo di New York dell'89, quindi una carta molto, diciamo così, risalente nel tempo, ma non troppo, che parla dello sviluppo armonico del fanciullo. Il fanciullo deve poter crescere in armonia e questo significa che deve poter attivare tutte quelle che sono le sue passioni, i suoi interessi, tutto quello che può veramente motivarlo e spingerlo ad andare avanti per una costruzione che si dice armonica perché è in equilibrio. Quindi mi viene difficile pensare come si possa scegliere qualcosa contro lo sport o contro tutte quelle che sono le passioni dei giovani, dei fanciulli, ecco, così definiti dalla Convenzione, e che spesso vengono fatte delle scelte completamente in senso opposto rispetto a questi loro interessi, le loro aspirazioni, le loro attitudini. Ecco, questo mi colpisce molto. Avvocato, vede però che anche a Treviso è nata la Carta di Treviso proprio per difendere questi bambini, questi ragazzini, però siamo sempre là, abbiamo le carte ma poi non si sa che fine fanno, dove si possono applicare, da chi devo andarmi a proteggere per capire questi genitori, ecco, che si vedono sanzionare perché i loro bambini giocavano su un campetto, cosa, in 10, se erano 10, capisce che 14. Non fino a 11 anni poi non si può più. Bassi, come commentiamo? Ma è il peggio del peggio, questo è il peggio del peggio veramente. Tra l'altro devo dire che Murano ha fatto una figuraccia e poi ovviamente Murano, la gente, no, che sta a Roma, no, fa un collegamento, Venezia, no, è successo questo a Venezia, ha fatto una brutta figura non sanata fra l'altro, perché c'era la possibilità dopo 5 minuti di questa cosa che è finita su tutti i giornali, no, e dire sì, forse nella forma abbiamo sbagliato, ma non bastava che andasse, devo dire, la polizia è intervenuta, va bene, allora prendiamo i ragazzi e dite ragazzi, qua non si potrebbe giocare, dovreste giocare a 200 metri di distanza, dai, vi spostate, no, non c'è problema. No, sanzionati tutti, i genitori in caserma, un macello, un disastro sociale, non è un problema di sport, non è un problema di chi gioca a calcio o chi tira le freccette, è un problema sociale di relazione fra cittadini e
mondo della politica e mondo in generale, perché vuol dire che non capire i problemi di base. Tra l'altro poi ci si lamenta perché i ragazzi stanno sempre sul cellulare. Molto bene, noi una volta tanto che vanno a giocare a pallone, no, noi li multiamo. Fermo però bassi, però io ti faccio anche, faccio l'avvocato del diavolo. Ma questa polizia locale dice io applico il regolamento che è sì, scritto. ma No, ma hai capito? C'è qualcuno che fa dei regolamenti, no? No, l'ho detto anche nel video, io voglio il nome, il cognome della persona che ha firmato l'ordinanza per cui nel campiello di Murano si può giocare solo fino agli 11 anni, quindi 11 anni, un mese non si può giocare. Avete capito? Poi voglio sapere, c'è un avvocato in linea, no? Giustamente l'avvocato del diavolo, la domanda era hanno applicato le ordinanze, si applicano col buon senso, perché esiste questo prima di tutto, perché l'avvocato insegna che i romani dicevano summum ius summa iniuria, cioè quando l'applicazione estrema del diritto diventa un'ingiuria, diventa un'offesa alle persone, e questo è il caso. Io non mi faccio meraviglia perché gli esempi ne abbiamo tutti i giorni di questi regolamenti, di questa burocrazia. Presidente Volpato, questa burocrazia che stringe sempre di più, ecco, questo volontariato che non riesce più a capire se fa il volontario o se fa qualcos'altro. Siamo diventati tutte delle aziende, abbiamo delle imprese, ma non eravamo nati così, eravamo nati per aiutare ognuno col proprio ruolo, coi propri volontari. È diventato veramente un macello, il 5 per 1000, il governo che si tiene 80 milioni del 5 per 1000, cioè, soldi dati dai cittadini per le associazioni di volontariato. Per fortuna che il mondo del volontariato si è mosso e ha detto anche no, e cominciamo a parlarne di questo. Prego, Presidente Volpato. Sì, come ha detto, manca il buon senso, la norma del buon senso, perché tutto può sottostare a delle norme che devono anche fare una valutazione di qual è la posizione che il volontariato occupa nella società. La devi valorizzare, non la devi, come si dice, bloccare e fermare. Questo dico io, facendo un esempio che ritorna al campetto. Quando io ero una ragazzina, anche più di 11 anni, giocavamo a pallavolo nella stradina, eravamo tutti bambini lì. Gli unici che ci portavano via il pallone erano i padroni delle piante di rose al di là della rete, perché dopo 3 volte che gli distruggevi la pianta di rose, ma i nostri genitori ci dicevano d'estate non steso gar da un botto e 3 mesi perché la gente si riposa. Ma dopo potevamo stare fuori fino alle 9:30, 10 di sera a far giocare. Si giocava. Cantare, pallavolo, calcio, qualsiasi cosa. E nel volontariato adesso è la stessa identica cosa. Devo dire che allora ci imbrigliano dal punto di vista amministrativo, è vero, ma abbiamo ancora un bel margine di movimento, solo che se andiamo avanti così sicuramente nei prossimi 10 anni i membri dei direttivi o quantomeno una parte apicale dell'associazione dovrà essere un avvocato o un commercialista, perché facciamo fatica. È vero, giriamo col notaio, con l'avvocato, col commercialista per fare volontariato e ci stanno ancora di più penalizzando. Però vede, Presidente Volpato, io sono dell'idea di una cosa, lo dico tutte le mattine, che c'è una piccola cosa che la politica non ha capito, che loro passeranno e noi rimarremo. Se non saremo noi saranno altri, ma rimarremo. Non saremo in 100, saremo in 50, ma ci saremo. Il problema è che adesso dobbiamo far capire che esistiamo, che ci siamo, e che se anche la politica è diventata così forte è perché alzano il telefono e chiamano il mondo del volontariato. In qualsiasi situazione, quando hanno bisogno, pronti, forse abbiamo detto troppo sì, forse siamo troppo inchinati, adesso dobbiamo però alzarci. Avvocato, cosa dice? Ecco, rialzare il mondo del volontariato grazie all'unione delle associazioni che dovranno fare rete, dovranno fare squadra, capire chi sono e dove vogliono e con chi vogliono aiutare. Prego.
Sì, sicuramente i cambiamenti di cui si sta discutendo attualmente spaventano, questo è innegabile. Sicuramente dal 1 gennaio del 26 tante cose cambieranno, è stato menzionato il RUNS, sono state menzionate tutta una serie di altre purtroppo iniziative che adesso vengono imposte sul terzo settore, sulle associazioni. Però oltre alle imposizioni vorrei lanciare un messaggio positivo in merito al funzionamento delle associazioni e al terzo settore in generale. Non dimentichiamoci che la giurisprudenza da diversi anni ha sottolineato l'importanza del terzo settore. Ci sono delle pronunce della Corte Costituzionale su cui non vi tedio, però sono veramente molto importanti, una in particolare del 2020, quindi di qualche anno fa, in un periodo non facile, ecco, ha menzionato e ha detto che l'importanza del terzo settore è fondamentale perché è un settore complementare agli altri e che risponde a un principio di sussidiarietà orizzontale per i cittadini. Quindi i cittadini si sentono maggiormente tutelati da un settore che è più vicino a loro e quindi per il principio della prossimità o della vicinanza è chiaro che il cittadino si rivolgerà molto più facilmente alle associazioni. Quindi la Corte Costituzionale ha detto ad alcuni comuni, alla pubblica amministrazione in generale, anziché indire dei bandi, degli appalti con figure terze che magari vengono inserite in un contesto territoriale completamente diverso, pensiamo ad imprese di tutt'altra regione d'Italia che entrano in un'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale deve poter preferire il volontariato, le associazioni e il terzo settore, perché loro sanno rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Quindi da queste pronunce si capisce quanta importanza e quanta strada ha fatto il terzo settore e purtroppo ci si trova adesso di fronte a una normatizzazione molto più pesante e tutta una serie di burocrazie ulteriori, ma che non devono scoraggiare. Ci si rivolge a degli esperti del settore, possono essere le nostre capacità insomma di avvocati, possono essere soprattutto i commercialisti, visto che insomma le norme sono cambiate molto dal punto di vista fiscale. In alcuni casi le associazioni, se grosse, avranno bisogno della figura del revisore contabile, quindi parliamo comunque di figure di una certa caratura, però non dobbiamo smettere di fare l'attività che viene fatta e soprattutto per il pregio e la finalità che ha. Grazie Avvocato, lei si occupa anche di un caso molto importante. Io ho avuto proprio sabato Raffaella Buziol con la lingua dei segni, con questa signorina ormai 18enne, Lisa, che nonostante anche i grandi sforzi che cerchiamo di fare tutti assieme ha ancora dei problemi per un inserimento veramente quotidiano all'interno della società e della scuola. Prego Avvocato, com'è la situazione? Allora, attualmente, come hai detto tu bene Mirella, Lisa ormai è una giovane donna, perché insomma il 18° anno di età ci siamo, e per quanto riguarda le sue speranze, le sue attitudini, non dobbiamo dimenticarci che, come dicevo prima, lo sviluppo armonico ci deve essere per tutti, e quindi Lisa ha delle speranze, dei sogni, delle ambizioni che devono poter essere quantomeno ascoltate e attivate successivamente dai vari enti che possono rispondere alle nostre necessità. È chiaro che di fronte alle maglie della burocrazia ci si deve un po' organizzare, fare diciamo così, delle strade alternative. Raffaella è maestra in questo, è sempre stata molto brava a trovare delle alternative e noi di supporto a lei. Chiaramente il grande ostacolo di ragazzi come Lisa, ma che hanno delle necessità semplicemente diverse dalle nostre e che hanno più difficoltà, è l'inserimento nel mondo del lavoro. Non dobbiamo nasconderci, spesso magari ci sono diversi imprenditori che hanno la necessità di collocare questi ragazzi all'interno delle loro imprese, ma anche a loro non arriva il messaggio corretto. Cioè ci sono tantissimi ragazzi che hanno bisogno di essere inseriti in un contesto commerciale, turistico, di qualsiasi genere, e hanno bisogno di avere l'opportunità. Quindi lo sforzo che stiamo cercando di creare, volendo per un attimo insomma abbandonare la tematica scuola, che è stata lungamente sofferta, è stata una battaglia, parlare anche del futuro di questi ragazzi. Si parla molto del dopo di noi e del loro inserimento lavorativo, però lo sforzo deve essere anche di quelli che fanno parte del secondo settore, quindi gli imprenditori e le imprese più o meno grandi, che devono essere disposti ad ascoltare queste realtà diverse ed inserirle nel mondo del lavoro, perché è quello il passaggio necessario per la loro indipendenza.
Lei, avvocato, ha anche organizzato un convegno proprio in materia della lingua dei segni. Cosa è emerso da questo convegno di recente, perché è stato fatto recentemente? Prego. Ma un vero e proprio interesse da parte della popolazione e la necessità proprio di tutti gli operatori, dalla Croce Rossa ai volontari delle varie associazioni anche più piccole. Basti pensare anche soltanto alla parrocchia che si trova di fronte ad un ragazzo magari con delle difficoltà comunicative di qualsiasi genere, e la difficoltà proprio di queste realtà di entrare in contatto con loro, di poterne parlare. Sicuramente la spiegazione da un punto di vista tecnico-giuridico per quelle persone che sono realmente interessate a fare un percorso per l'interpretariato o tutto quello che riguarda la disabilità comunicativa, e soprattutto anche l'apporto a livello sanitario di quelli che sono gli esperti che dicono che la lingua dei segni in questo caso non serve soltanto alle persone classicamente non udenti, ma serve soprattutto in determinati periodi della vita in cui ci si trova in una particolare difficoltà comunicativa, ed ecco lì che c'è questa lingua a nostra disposizione, fatta e finita, che può essere utilizzata. Quindi sicuramente è stato arricchente per me, per il contributo insomma tecnico che ho potuto dare, ma sicuramente anche le esperienze degli altri molto interessati a capirne di più, e anche lì a creare quell'effetto ponte, no, che sanno fare tutte le associazioni, quindi la capacità di ascoltare e di avere questo principio di reciprocità, ecco, che è fondamentale. Magari di inserire la lingua dei segni già all'asilo, alle elementari, come si faceva tanti anni fa. Si parlava prima con Leo Bassi che le maestre ti insegnavano a usare questa lingua dei segni. Fondamentali, sì. Ecco, qualcosa, perché non si sa mai nella vita chi può incontrare, cosa ti può capitare. Perciò oltre all'inglese, al spagnolo, al cinese, chi ne ha più ne metta, magari la lingua dei segni, a intrigare anche questi bambini non sarebbe male, visto che a 4 anni riescono a gestire anche questi infernali arnesi che gli abbiamo messo in mano. Grazie veramente, grazie avvocato Isabella Pavanetto di essere stata con noi. Sentiamo come ci saluta la Presidente Volpato. Cosa vuole dire, Presidente? Allora, io vi saluto con un invito alla popolazione giovane che vuole avere figli a sottoporsi al test del portatore sano di fibrosi cistica. È un esame banale, un prelievo del sangue. Si può andare dal proprio medico di base a chiedere di fare il test del portatore, oppure per le donne possono andare dal ginecologo. Ovviamente è un test che si consiglia di fare in coppia, perché tende a rilevare se i genitori sono portatori sani. La risposta, se è positiva, è sicuramente positiva. Nella risposta negativa esiste un margine minimo di errore, perché le mutazioni sono tantissime e quindi qualcuna magari di rara, di quelle che non sono più comuni, può rimanere fuori. Però c'è la possibilità di fare indagini anche di un livello superiore, poi sarà, diciamo, lo specialista a decidere se vale la pena di farla o meno. E un'altra cosa volevo dire, come faccio a sapere se mio figlio ha la fibrosi cistica? Dal 1993 in Veneto e in molte altre regioni italiane tutti i bambini quando nascono vengono testati per la fibrosi cistica, viene punto il tallone, prelevato una goccia di sangue e uno striscio del meconio, che sono le prime feci del bambino. Vengono inviate all'ospedale di Borgo Trento a Verona e nel giro di 20 giorni, se il bambino ha la fibrosi cistica o un sospetto di fibrosi cistica, perché gli esami sono borderline, si viene contattati e inizia una nuova avventura. Grazie veramente, grazie alla Presidente Patrizia Volpato, Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica. Mentre Leo Bassi rimane ancora qua altri 10 minuti, devo parlare ancora di sport che non ce l'ho fatta, perciò adesso andiamo in pubblicità. Grazie Presidente, grazie Avvocato. Grazie a voi. Suggello emozionante di queste giornate, evento straordinario e forse irripetibile, è stato l'apertura della regata storica di Venezia, in zattera, lungo il Canal Grande, con una zattera costruita secondo tradizione e con a bordo alcune personalità, oltre ai rappresentanti delle varie associazioni. Un evento che ha suscitato un giustificato entusiasmo ed ha celebrato in modo spettacolare il secolare legame tra la montagna bellunese e la magnifica Venezia.
La città sull'acqua, unica al mondo. Adesso vi porto e ci spostiamo a Modena, dove abbiamo Valenti Fabio. Buongiorno, buongiorno, grazie di essere qui, segretario nazionale di un'associazione molto importante. Si presenti Fabio Valenti, prego. Buongiorno, grazie per l'invito. Io sono segretario nazionale di Montribus Italia. È un'associazione che si occupa di ambiente montano. Ha un nome inglese che è un'associazione internazionale. Noi siamo la sezione italiana e insomma ci portiamo questo nome che la difesa contro i magni non è solo una cosa italiana, ma è una cosa internazionale, diciamo così. Scusa, non sento più il vostro audio. Bellissimi, ecco, io non ho mai visto la politica che fatica e noi che applaudiamo, sempre l'incontrario, noi facciamo fatica e loro applaudono, grazie. Beh, ne abbiamo un esempio adesso prossimo, sono le Olimpiadi Milano-Cortina, mancano ormai 100 giorni, manca pochissimo e siamo al countdown, dicono gli americani, e non sappiamo quanto ci costerà queste Olimpiadi, questo è il vero problema. Bisognerebbe dirlo. Bisognerebbe essere un po' più trasparenti, perché io mi ricordo, io ho una grande stima personale per il presidente Zaia, però non mi dimenticherò mai la frase che lui disse quando a Cortina vennero assegnate le Olimpiadi: saranno le prime Olimpiadi della storia a costo zero. Allora, le Olimpiadi non sono mai esistite a costo zero, non possono esistere Olimpiadi a costo zero, ci mancherebbe altro.
quindi saranno Olimpiadi che costeranno molto, avrebbero potuto costare di meno se non si fossero spesi 157 milioni per la pista da bob, no, con 5 anni di ritardo, magari se ci avessimo pensato 5 anni fa sarebbero costati magari 70-80 milioni, quindi uno sperpero di denaro enorme, e sarà un grande successo l'Olimpiade, perché comunque sarà un grande successo mediatico, però prepariamoci a pagare. La politica ce lo dovrebbe dire chiaramente. Sentiamo se riusciamo a collegarci con Fabio Valenti, vediamo, eccolo qua, prego Valenti, perché prima non si sentiva niente, prego. Sì. Niente, se volete parliamo dell'argomento che è introdotto quello degli Olimpiadi. Noi lo stiamo seguendo da tanti anni, già quando ci fu la nomina, diciamo, di Cortina per le Olimpiadi, e abbiamo sempre paventato i grossi e soprattutto anche di grossi impatti a livello ambientale, come è stato per la pista bob. Subito noi avevamo posto l'iniziativa di spostare all'estero, in Austria, ad Eagle, e la proposta è fatta perché è un luogo abbastanza vicino, e nonostante fosse all'estero, e si è tanto parlato del fatto che le Olimpiadi non stanno in Italia perché non si poteva fare No, mi scusi Valenti, ma non riusciamo a capire niente, c'è molto disturbato il collegamento, vediamo di rimetterlo a posto con i nostri tecnici perché non proprio si capisce quasi niente. Bassi, ma cos'è lo sport a un certo momento della vita? Tu come manager hai toccato con mano questa realtà, tu eri anche a Possagno, sei insuperabile, adesso abbiamo visto che a Possagno sta sorgendo una clinica privata enorme, non si riesce ancora a capire bene, qualcuno dice conflitto di interessi, ma cosa sta succedendo? Prego Bassi. Ma lo sport è un supporto alla società, soprattutto per i ragazzi è fondamentale. Ormai diciamo, si dividono in 3 fasce, diciamo, le parti di crescita che servono alla crescita di un ragazzo: un terzo famiglia, un terzo scuola, un terzo sport. Sport fatto naturalmente al di fuori del contesto scolastico. Qualunque tipo di sport serve a stare insieme, serve a conoscere, a rispettare le regole, serve a comunicare, serve a socializzare, serve a cadere e rialzarsi, imparare questo. Perché nella vita succede sempre, no, di cadere, e bisogna capire come rialzarsi e farlo sistematicamente, quindi deve entrare nella mente delle persone. Prima entra, meglio è, quindi è importante cominciare a 7, 6, 7, 8 anni, qualunque sia l'attività che uno voglia svolgere. Per questo, e poi naturalmente è importante dal punto di vista fisiologico, perché noi mi pare che siamo il paese d'Europa che ha la percentuale di obesità nei ragazzi, nei giovani più alta, uno dei paesi che ce l'ha più alta, meno bambini obesi abbiamo, meno costi sanitari avremo. Certo. Quindi la politica, mi dispiace oggi però purtroppo si cade sempre su questo tema, dovrebbe ragionare globalmente. Quindi quando una scuola non ha una palestra non è un problema, non sanno dove giocare, no, non sanno dove non ingrassare e non sanno dove stare in un posto che non sia il famoso tablet, del quale tutti ci lamentiamo ma facciamo poco per limitarlo. Questo è lo sport. Allora Bassi, tu sei stato anche un manager di grandi campioni. Prima mi ha colpito Patrizia Volpato quando ha detto i ragazzi devono fare sport, però devono diventare campioni, sennò non avranno nessuna visibilità. E l'importante è anche per i genitori di avere un figlio che diventi un campione. Tu come vedi la faccenda dal tuo punto di vista? Ma io, se uno guarda il mio sito, io ho diviso il mio sito in 2 categorie. Allora, chi si può rivolgere a me e chi non si deve rivolgere a me. Fra quelli che non si devono rivolgere a me, possibilmente, nel senso che io non li ascolto, sono esattamente i genitori che portano i bambini per farli diventare campioni. Cioè, il diventare campioni non deve essere l'obiettivo, eventualmente deve essere il risultato di un percorso, ma non può essere l'obiettivo principale. E purtroppo invece succede, non in tutti gli sport devo dire, però devo dirlo soprattutto nel calcio, perché il calcio
è degenerato. Il calcio è degenerato. Io sono appassionato di calcio, mi piace, guardo le partite, però non posso non ascoltare e non vedere la degenerazione del calcio sotto tutti i punti di vista. Ormai è facile per un genitore sentire in televisione che il tal ragazzo di 17 anni ormai guadagna 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni, ormai siamo andati oltre. Siamo andati oltre. Eppure è il caso Sinner, che abbiamo questo ragazzo che piace a tutti, che si presenta molto bene, vedo che sei un po' tentennante, cosa vuoi dire? No, allora io non discuto Sinner dal punto di vista tecnico, ci mancherebbe altro, stiamo parlando di un giocatore fenomenale. Io Sinner l'ho visto giocare per la prima volta a 9 anni, quindi il percorso di Sinner lo conosco abbastanza bene. Diciamo che dovrebbe fare, lo discuto un po' come figura, non è proprio esattamente la figura di riferimento dal mio punto di vista. Ci sono altri atleti in Italia che lo sono di più, potrebbe dire di più nella posizione in cui è lui, potrebbe fare di più anche per incentivare i ragazzi a fare il tennis o qualcos'altro. Non è il massimo dell'empatia, ecco, se vogliamo, teniamocelo, però non mi piace quando Sinner viene invitato dal Presidente della Repubblica a seguito del successo agli Australian Open, stiamo parlando di metà febbraio, primi di febbraio, e non c'è andato. Non c'è andato perché era stanco. Allora, siccome tutti gli altri giocatori, suoi compagni, sono andati, l'unico che non è andato è lui, era un mercoledì mattina, lui era arrivato lunedì sera e questo gesto non è piaciuto, non è che non è piaciuto a me, non è piaciuto a nessuno. Tant'è vero che il protocollo della Presidenza della Repubblica ha deciso che per un anno nessun esponente politico o delle istituzioni sportive rappresenterà o sarà presente ai grandi eventi a cui partecipa il signor Sinner. Vediamo se riusciamo a fare questo collegamento con Fabio Valenti. Proviamo allora, ci proviamo un'altra volta. Fabio, prego. Se vuoi tornare io puoi togliere, non so se vuoi sentire o non puoi sentire. No, mi sa che Fabio Valenti è negativo in pieno, dobbiamo rifare un'altra volta il collegamento perché proprio non si capisce niente, non so cosa succede, però questa mattina è così e proprio non riusciamo a sentire la sua voce, le sue posizioni perché è troppo disturbato, perciò io la ringrazio, la saluto Valenti, ci risentiamo prossimamente con un altro collegamento perché questo non funziona proprio per niente. Allora Bassi, però è anche vero, grazie Valenti, quello che però fa molto riflettere è che questi campioni veramente danno un segnale molto forte perché in effetti il tennis ha aumentato l'iscrizione. Ecco, sì. Questi ragazzi che fanno riferimento proprio a questo ragazzo semplice, umile, che non ha empatia, però riesce a entrare nel cuore delle persone, non c'è niente da fare, questo è questo suo modo di comportarsi. Ecco, quanto è importante anche lo stile con il quale tu ti poni come campione, come grande campione. E poi mi piace una frase che ho sentito, cioè non è che uno deve vincere sempre, cioè qualche volta bisogna anche perdere, o sbaglio? Prego Bassi. Ma se si vince anche troppo si diventa anche antipatici, quindi ogni tanto va anche bene perdere. No, non volevo essere capito male, cioè non è che si discute la figura di Sinner, diciamo che secondo il mio punto di vista di manager sportivo ne ho visti tanti passare, ci sono atleti che riescono a trasmettere, a dare dei messaggi più importanti anche non avendo la posizione di Sinner, perché in questo momento Sinner potrebbe fare qualunque cosa in Italia, potrebbe dire qualunque cosa, ma io di queste cose che mi piacerebbe sentirgli dire non le sento e questo è un peccato. Per esempio una cosa che ti piacerebbe sentir dire da Sinner quale sarebbe? Ma mi piacerebbe sentirgli dire, per esempio quando ci sono le cerimonie di premiazione dei tornei, no? I giocatori, prima parla chi ha perso, poi parla chi ha vinto, no? E va bene, che ringrazia il suo staff eccetera eccetera. Ragazzi, fate sport. Non necessariamente dovete diventare il numero uno, però approcciatevi al tennis, è lo sport più bello del mondo, di quello che vuoi, ma coinvolgi, cioè fai qualcosa che va oltre, non la premiazione secca
ti ringrazio, sono contento di aver preso il premio, eccetera. Quindi a lui manca secondo me quella scintilla che uno sportivo del suo livello deve riuscire ad accendere, quella lampadina che deve riuscire ad accendere, e tanti bambini che oggi magari stanno seduti sul divano a guardare il cellulare si possono andare a iscrivere a un circolo di tennis e a fare attività, non per diventare numero 1, per fare attività, per provarci, ci devi provare. Allora, tu sei stato manager di grandi campioni, noi siamo anche curiosi. Qual è il campione o la campionessa che ti è rimasta più sul cuore, quella che appunto rispondeva alle tue aspettative? E poi siamo curiosi anche di capire cos'è lo sponsor in Italia nel 2025, che va a parare sempre molto in alto, invece di supportare magari le piccole squadre dove c'è veramente bisogno di supporto, perché poi il campione esce da là, non è che esca dalla cima, Esce dalla base, sì, certo, esce dalla base. Comincio dalla seconda parte della domanda. È stata fatta uno studio, no, sulle prospettive del mondo delle sponsorizzazioni in Italia, lo fa una società di Bologna specializzata. La prospettiva della sponsorizzazione è sempre molto alta, però la sponsorizzazione, siccome è un fatto, diciamo, di pancia un po', ecco, se l'azienda che investe in una società sportiva non lo fa per avere un ritorno, non è che venderà più perché fa la sponsorizzazione della piccola squadra di paese, lo fa perché piace farlo, perché c'è una componente emotiva. La componente emotiva va abbinata all'etica. Oggi sempre di più ci vuole un codice etico di cui molte società si stanno lentamente fornendo, ma non tutte ancora ce l'hanno, perché la sponsorizzazione futura è la sponsorizzazione sociale, sportiva, sociale, quindi abbinare, per esempio, abbiamo avuto oggi la dottoressa Volpato, una sponsorizzazione legata anche a un aiuto al territorio per organizzazioni, le ONLUS, che si occupano e fanno tanto e sono poco incentivate, poco aiutate. Quindi oggi il futuro è la sponsorizzazione sport e socialità. E i campioni che hai più nel cuore, sentiamo quali sono, sentiamo bassi, perché quando lo gratti poi esce qualcosa, sentiamo. Ma per chi segue il tennis, io ho seguito Pete Sampras per molti anni, che è stato numero 1 del mondo, un grandissimo giocatore, poi nello sci Girardelli, però mi sono piaciute anche, a me piacciono anche diciamo, le cose complicate, no? Non necessariamente il campionissimo, però il campionissimo dentro. Perché uno non è campionissimo solo perché guadagna, uno può essere campione. Noi abbiamo tanti campioni che se non vincessero le medaglie d'oro, le medaglie d'argento alle Olimpiadi non avrebbero i soldi e devono iscriversi, devono aderire ai corpi militari per poter avere uno stipendio. Perché esatto. Noi abbiamo Sinner, che l'altro giorno ha guadagnato 6 milioni di euro per un'esibizione che molta stampa ha spacciato per torneo, ma non è un torneo, ma era un'esibizione, beato lui, ha guadagnato 6 milioni di euro. Poi abbiamo medaglie d'oro che devono vincere la medaglia d'oro perché sennò non hanno i soldi per mantenersi. E allora il CONI ha inventato lo schema dell'aderenza, dell'adesione ai corpi militari, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e Fiamme Oro. La maggior parte degli atleti italiani, che sono tutti dilettanti, sono quelli che vediamo poi alle Olimpiadi vincono le medaglie, aderiscono tutti a questi corpi militari, hanno uno stipendio magari di 2.000, 3.000 euro, 2.000 euro e hanno la possibilità di avere il tempo per allenarsi. Questo schema funziona, però non mi piace che ci siano atleti troppo ricchi e atleti che fanno la stessa fatica e sono troppo poveri.
Cosa pensi dello sport nel 2025, lo sport in generale, come supportarlo? Cosa a tuo avviso si potrebbe fare che non si fa? Lo sport è nella Costituzione, ma dal dire il fare poi c'è di mezzo il mare. Ecco, questi atleti che, come hai spiegato molto bene tu, anche nel calcio devono pagare, costano, non è così semplice come si pensi, non è tutto gratuito. No, non è ormai più niente gratuito, perché si dice no, gioco, una volta si dice no, il tennis una famiglia non se lo può permettere, costa troppo e allora vado a giocare a calcio. No, adesso anche il calcio costa, perché la scuola calcio costa 1.000 euro l'anno, ma se nel nostro paese siamo arrivati a questo punto per cui i bambini nelle strade non si può giocare, nei campi pubblici per carità perché sono tenuti malissimo, con l'erba alta 2 metri, perché nessuno li mantiene, gli oratori sono chiusi, dove giocano? Allora devono andare alla scuola calcio, ma il problema, come l'ho detto, come l'abbiamo visto prima, costa 1.000 euro, 1.200 euro, ma quali sono le famiglie che si possono permettere questi costi? Quindi c'è un regresso, ma soprattutto è un problema culturale, non si può pagare, in Italia non si può pagare per giocare a pallone. Non si può pagare, non è giusto. Ma io direi che in Italia non si dovrebbe pagare per fare sport. Io sono dell'idea che veramente anche qui grandi mecenate che abbiamo, ecco, col governo che trova soldi per le cose che a lui interessa, compresa la regione, non dico solo perché andiamo sempre a Roma, ma possiamo fermarci anche a Venezia molte volte, ecco, dovrebbero essere impiegati per il bene della comunità. Già ne abbiamo pochi giovani, se non riusciamo a curare neppure quei pochi giovani che abbiamo, che quasi tutti poi sono bravi ragazzi, ecco, che si comportano anche bene, anche se abbiamo degli esempi negativi, ma non sono quelli a cui io mi rivolgo tutte le mattine, ma sono quelli che vorrei far vedere di più, che sono le buone azioni che fanno anche questi ragazzi. Ad esempio ieri in Varese ho visto 2 ragazzi che lavorano il formaggio, che sono venuti giù da una malga, ecco, 2 ragazzini giovani, ecco, e io ho chiesto loro ma quanto bravi siete voi? È la passione, mi hanno detto, la passione per quello che hanno seminato i nostri nonni, i nostri genitori, e noi ce l'abbiamo questa passione, ecco, perché vivere in condizioni estreme non è semplice, eppure abbiamo anche questi ragazzi e dobbiamo assolutamente supportarli perché sono il nostro futuro, basta, non c'è niente da fare, sono loro che ci cureranno se riusciamo ad arrivare a una bella età e dobbiamo puntare su di loro anche con lo sport. Prego, Bassi. Voglio anche dire, c'è anche un lato poi positivo, attenzione, non è che noi adesso stiamo facendo molte critiche, giustamente, perché dobbiamo migliorare la nostra società e il miglioramento della società passa moltissimo attraverso l'attività fisica, attraverso l'attività sportiva. Io dico sempre che se c'è stata una rivoluzione culturale in Italia è quella legata proprio all'attività fisica. Noi se 10 anni fa, uscendo di casa, avessimo trovato una persona, 15 anni fa, avessimo visto una persona che alle 7 di mattina corre per strada, avremmo chiamato 112 e detto guarda, c'è un pazzo che sta correndo, venite a prenderlo, perché adesso ci meravigliamo se non c'è nessuno. Cioè, vuol dire che c'è una grande richiesta di migliore qualità della vita. E poi teniamo presente che nel grande marasma dei problemi che abbiamo in Italia, di mancanza di finanziamenti, di mancanza anche di visione politica, comunque ci sono 13 milioni di persone in Italia che fanno sport, perché 7 milioni sono i tesserati delle varie federazioni, poi ci sono tutte le persone che vanno nelle palestre, ci sono tutte le associazioni non federali, quindi gli enti di promozione sportiva, la WISP, il CSI, eccetera, e quant'altri, quindi stiamo parlando di una grande massa di persone di cui ci si dovrebbe occupare di più, perché alla fine in questo momento oggi sono loro che si occupano di loro stessi. Un'ultima domanda, perché ormai siamo quasi in chiusura. Ecco, queste Olimpiadi e queste nome Paralimpiadi che alla Mirella non piace per niente, no. Io sono dell'idea che dovremmo arrivare a un punto di parlare di sport e di parlare di Olimpiadi e basta, magari fatti in livelli diversi, giustamente, perché, ma come abbiamo visto l'inclusione è anche questa, riuscire a mettere insieme quelle attività. Ce la faremo, Bassi? Cosa ne pensi? C'è un progetto molto molto avanzato del Comitato Olimpico Internazionale. Allora, forse far competere normodotati e non normodotati
è ancora un passaggio difficile, anche per problemi regolamentari di giudici, eccetera. Però uno degli obiettivi del Comitato Olimpico Internazionale è rovesciare il calendario, cioè si inizia con le Paralimpiadi, un bruttissimo nome che non piace neanche a me, e poi il secondo passaggio sono le Olimpiadi. Oggi cosa succede? Ci sono le Olimpiadi, grande interesse, tutte le televisioni sono lì, poi passa una settimana perché ci vuole uno spazio intermedio, una finestra, poi ricominciano le Paralimpiadi, magari c'è meno interesse, se ne parla di meno. Anche se rispetto a una volta diciamo che se ne è parlato, per fortuna dico io, tutto è iniziato in Australia nel 2000, io c'ero e me lo ricordo come adesso, l'ultimo giorno delle Olimpiadi, 80.000 persone allo stadio olimpico di Sydney, è normale, l'ultimo giorno delle Olimpiadi è normale. Passa una settimana, iniziano le Paralimpiadi, 80.000 persone al primo giorno, quindi esattamente lo stesso. È un problema anche lì culturale, però sarebbe già un grande passaggio, sempre culturale, mentale per tutti, far iniziare le Olimpiadi con le Paralimpiadi, quindi questo naturalmente sarebbe un salto anche di interesse enorme. Mi piace, ho parlato recentemente con il presidente del Comitato Paralimpico, che è veramente una persona straordinaria, si chiama Luca Pancalli, che ho conosciuto e che salutiamo anche. È una persona eccezionale, con tutto il suo staff. Ha detto non siamo eroi e non siamo sfigati, siamo atleti. Esatto. L'ha detto anche a me queste parole qua. Io sono attato un atleta e vedrò sempre queste figure vicino a me come atleti, come persone. Un'altra cosa che volevo chiederti, ormai siamo proprio in chiusura ma ce la facciamo, cos'è il CONI nel 2025? Ma il CONI nel 2025 è un ente parastatale, ha cambiato presidente, non abbiamo più Malagò, abbiamo un nuovo presidente della struttura, un grande lavoro, un grande miglioramento anche. Gli sono stati tolti molti soldi perché Sport e Salute ha tolto quasi l'80% dei fondi che una volta erano gestiti soltanto dal CONI. Forse il CONI ha fatto l'errore di non riformarsi e quindi lo Stato ha detto: senti, io però che ti do tutti questi soldi, 450 milioni all'anno. Sentite i numeri. 450 milioni all'anno erano destinati dallo Stato al CONI, il quale li gestiva dividendoli fra le 44 federazioni di appartenenza in base a una serie di parametri che sono le medaglie vinte, le attività, i tesserati, eccetera. Questo schema, che è un po' autoreferenziale, è stato, a un certo punto lo Stato ha detto: senti, però io di questi soldi qua voglio avere un rendiconto, tu mi devi dare un rendiconto, come li spendi? Allora il CONI ha sempre nicchiato e è stata creata una struttura parallela che si chiama Sport e Salute, che gestisce tutto tranne il movimento olimpico. Quindi dei 450 milioni ne sono stati sottratti 370, 80 sono rimasti al CONI per le Olimpiadi, per la preparazione olimpica. Abbiamo Giusy velocissima perché sono in chiusura. Ciao Mirella, buongiorno a te ospite. Volevo fare la stessa domanda Mirella che ho fatto l'altra volta. Ma hanno tutti questi milioni di posti per accogliere i turisti che vengono a vedere, tutti questi sportivi? Sempre sui dintorni di Cortina, perché se devono venire a Venezia che non trovano posto di là e ci vogliono 2 ore 3 per andare a Cortina e vanno avanti e indietro così di giorno e di notte, non capisco. Grazie Giusy, velocissimo, basti che chiudo. Tutti questi turisti dove li mettiamo se non abbiamo i posti? Li mettiamo a Treviso, li mettiamo a Mogliano, li mettiamo ovunque. E non a caso sono state un po', per fortuna molti eventi alcuni eventi si svolgono anche in Alto Adige, perché tutti a Cortina non ci stanno. Beh, intanto vediamo i numeri che arriveranno, perché tutti parlano di numeri, ma io voglio vedere i numeri prima di fare 1+1 e dopo vedremo come suddividere questi numeri, dove andranno, cosa pagheranno e veramente l'inclusività, se ci sarà o non ci sarà. Con queste parole ringrazio veramente Leo Bassi, manager sportivo, ecco, che veramente sa cosa vuol dire sport. Grazie, andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno.
grande famiglia, oggi siamo a Risana e stiamo per entrare in casa di Carla ed Emilio, che hanno un sacco di problemi, ma problemi seri, gravi. Però ci attende anche il nostro vicepresidente, Leopoldo Bottero. E farà qualcosa anche a solo Mirella? Ciao Presidente. Ogni tanto. Ciao caro. Ogni tanto faccio qualcosa anche. Ecco qua Carla, ciao Carla. Carla è la compagna di Emilio, questo è Mu, il loro bellissimo cane, prego. Permesso. Stiamo entrando in casa di Emilio, eccolo qua. Ciao Emilietto. Ciao Mirella. Ciao caro. Tu visto dove sono arrivata? Allora, voi conoscete Emilio, sono diversi anni che noi cerchiamo di aiutare questa famiglia, lui e la sua compagna. Emilio non lavora, ha problemi seri, gravi di salute. Carla, la sua compagna, riesce a fare qualcosina, ma questo non basta per superare la crisi che stanno vivendo, perché con pochi soldi non riescono proprio a farsela. Sono qua dal 2010 che ho fatto l'ictus, dopo si sono portate avanti altre malattie, è venuta fuori la siringomielia dovuta... Che è una malattia rara? Che è una malattia rara, che è anche certificata e tutto quanto, che mi è arrivato il certificato dalla regione, e quella prende il midollo e dopo perde la sensibilità degli arti prima superiori e dopo inferiori. E dopo di quello, vabbè, c'è il glioma al cervello e dopo il cuore, si è messo anche quello. Cioè non ti manca proprio niente, no, insomma? Niente. Con quanti soldi vivi? 289 euro al mese. Ecco, allora ditemi voi se una situazione del genere non dovrebbe esserci il reddito di cittadinanza. Questa persona è ammalata, anche se uno lo vede, magari dice, magari se ti vede fuori dice, raga che ben che sta Emilio, cosa sei che vuole Emilio? Ecco, invece Emilio ha dei grossissimi problemi. Speriamo che vada a buon fine anche sto reddito di cittadinanza e per tutti quanti, insomma, per chi ne ha bisogno e cosa. So che ce ne sono anche peggio di me, messi peggio di me anche con la salute, però pian piano, almeno di venirci fuori piano piano, insomma. Ascolta Emilio, spieghiamo anche un po' questa malattia rara. Fino al 2017, a settembre 2017, questo farmaco non era riconosciuto, in che senso? Niente, perché qua nel Veneto non è riconosciuto, perché anche le case farmaceutiche non è come farmaco, ma è messo come integratore. E là lo devi pagare completo, sono farmaci che costano dai 60, 70, anche 120 a confezione. Poi cosa è successo invece da settembre 2017? Da settembre 2017 anche la regione del Veneto ha preso in carico tutte queste malattie rare, le ha passate con un decreto e a me è arrivata l'esenzione e adesso anche il farmaco, certi farmaci vengono passati dalla regione direttamente, devo andarmi a prendere in ospedale. Abbiamo fatto delle battaglie, però siamo riusciti anche a vincere questa guerra, vero Emilio? Sì. Quante battaglie abbiamo fatto per questo farmaco, per questo integratore, che non era un farmaco ma poteva diventarlo, però qualcosa si è ottenuto, vuol dire che parlare, far vedere e avere il coraggio di esporsi fa sì che puoi vincere anche la guerra come l'hai fatto tu. Sì, infatti tante volte comunque ti vergogni oppure ti blocchi e non hai il coraggio di andare avanti, però è meglio parlare, è meglio dire le cose come stanno se si vuole vincere qualcosa, insomma. Carla è la compagna di Emilio e lei 15 giorni fa era disperata e ha detto io non so che fine farà Emilio. Emilio non ce la fa più, vuole fare qualche brutto gesto, ti prego Mirella aiutami. Queste sono state le sue parole. Perché tanta disperazione, Carla? Perché prima di tutto i soldi, mangiare non avevamo niente, lui ha la forza di fare qualcosa ma non può. Mi lavoro zero, ringraziando il signor Bottero col comune ho trovato piuttosto niente, è meglio piuttosto. Ascolta Carla, cosa vuol dire vivere in una situazione del genere? Brutto, infatti Emilio non voleva chiamare, ho fatto tutto io stavolta perché ci vergogniamo, perché siamo stanchi di chiamare, di chiedere aiuto.